Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa il martedì 19 maggio e come al solito iniziamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Il titolo principale sulle pensioni ai pensionati da 278 a 754 euro, rimborsi scaglionati per reddito e arriverà la flessibilità in uscita per poter andare in pensione. Bonus ad agosto, escluso chi ha un assegno mensile superiore ai 3.000 euro lordi. Un decreto legge dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il blocco delle pensioni deciso dal governo Monti. Per gli arretrati la restituzione sarà progressiva, una tantum e pagata il 1 agosto. Si va da un minimo di 278 euro netti, fascia tra i 2.500 e 3.000 euro lordi al mese, fino a un massimo di 754 euro netti, fascia fra 1.500 e 2.000 euro lordi al mese. Il Corriere la mette così sul semplice, tanto semplice non è, come vedremo. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, via libera del Consiglio dei Ministri degli Esteri e della Difesa dell'Unione Europea alla missione militare contro i trafficanti di esseri umani che salpano dalla Libia. Il comando sarà a Roma. L'ONU chiede controlli per un anno, costo della missione 11,82 milioni. Si accende lo scontro sulle quote di accoglienza. La questione anche qui è messa sul semplice non è, visto che è un comando del nulla sostanzialmente, come in molti opinano stamani. No a soluzioni di tipo militare, dice il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella parlando di Libia. Il rischio che salti tutto è il titolo del commento di Fiorenza Sarzanini. Il rischio che salti tutto perché? Perché la retromarcia di Francia e Spagna sulla distribuzione dei profughi, in base a quote, rischia di vanificare l'intesa raggiunta a Bruxelles la scorsa settimana. Poi c'è il tema della scuola. Il super preside è nato, l'articolo 9 della riforma scolastica detta da Renzi la buona scuola, che conferisce nuovi poteri ai presidi, è stato approvato ieri dalla Camera. Fuori, studenti e sindacalisti contestavano chiedendo le dimissioni della ministra Giannini. Mentre a Ferrovie Nord Milano il presidente è stato deposto dal giudice con l'accusa di peculato, cellulari, un'auto blu, carte di credito aziendali usate per alberghi, acquisti vari, pay TV e scommesse sportive, con l'ipotesi di peculato per l'utilizzo a fini personali, soprattutto dei due figli, di beni di Ferrovie Nord Milano. I magistrati depongono il presidente Norberto Achille. La società è quotata in borsa, fa viaggiare ogni giorno 650.000 persone su 42 linee. Achille venerdì aveva iniziato a rimborsare all'azienda, controllata dalla Regione Lombardia, 74.000 euro. A proposito di regioni, la Sicilia recupera soltanto il 2% delle tasse, è il titolo dell'articolo di Gian Antonio Stella in prima pagina sul Corriere della Sera. Con 508 uomini, Hernán Cortés conquistò il Messico, con 886 avvocati a busta paga, tra dipendenti e collaboratori, la regione Sicilia non riesce a rastrellare più del 2% delle tasse recuperabili da cartelle esattoriali. È l'unico gabelliere al mondo che rischia il fallimento, si è sfogato il presidente Rosario Crocetta. Dovesse succedere sarebbe un record planetario, scrive Stella, il primo pignoratore pignorato. È piena di debiti, la disastrosa società sorella di Equitalia, guai a parlare di fusione, l'autonomia siciliana non si tocca,
che dovrebbe riscuotere le tasse non pagate dai siciliani. È in mano per il 99,885% alla Regione Sicilia. Si chiama Riscossione, la società. Ha accumulato perdite per 60 milioni, mediamente aumenta di una ventina di milioni all'anno il suo buco, scrive Gian Antonio Stella. Sono anni che la società siciliana dovrebbe riscuotere i tributi e le altre entrate nell'isola, a lungo associata alla Banca Monte dei Paschi di Siena, è in condizioni disastrose. Una società che ha oltre 700 dipendenti. Qualche anno fa ne aveva il doppio. Esposizioni con le banche 162 milioni, 75 milioni di debiti con fornitori privati. Tra le spese sconcertanti, gli affitti delle sedi della società Riscossione in alcuni capoluoghi di provincia. La società siciliana Riscossione Sicilia paga 42.000 euro al mese per l'affitto della sede di Catania, che salgono a 76.000 l'anno prossimo, nonostante la regione possieda a Catania alcuni edifici vuoti. La società Riscossione Sicilia paga poi 27.000 euro al mese per l'affitto della sede di Siracusa e 30.000 al mese, manco fosse Manhattan, per quella di Ragusa. Quanto a Palermo, una sede costa 450.000 euro all'anno d'affitto e un'altra, di proprietà, addirittura il doppio, 900.000, per manutenzione e servizi di pulizia. Colpisce l'uso sistematico di una massa di avvocati mai vista, scrive ancora Gian Antonio Stella. I numeri emersi in Sicilia sono pazzeschi. In totale, i difensori della società regionale, alcuni pagati come dipendenti, altri come collaboratori, sono 886, 8 volte di più degli avvocati cassazionisti dell'intera Francia. I dipendenti della Casa Bianca sono 446, cioè 440 in meno. Un esercito di 886 avvocati per non riscuotere le tasse. A proposito di soldi pubblici, l'ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi, condannato a 8 anni per aver sottratto 22 milioni di euro di finanziamento elettorale dal 2007 al 2011, deve restituire i soldi al partito e non allo Stato o alla Corte dei Conti. Lo ha deciso ieri la Cassazione, che ha accolto il ricorso della Margherita, partito che ormai non c'è più, contro la giurisdizione contabile e a favore del giudice ordinario, sostenendo che la Corte dei Conti non è competente a occuparsi di questo tipo di malversazioni, perché il denaro pubblico che va ai partiti assume natura privatistica. Per la Cassazione il soggetto danneggiato è il partito per la sottrazione di somme del suo patrimonio, soddisfatti i garanti e i liquidatori della defunta formazione di Francesco Rutelli, che è in liquidazione, più che defunta è ancora in liquidazione dal 2013. I soldi sottratti da Lusi non tornano all'erario, ma alla Margherita, che non c'è più, è in liquidazione. Niente male, 22 milioni di euro che affluiscano nelle casse di un partito che non c'è più, cioè delle persone che lo rappresentano dovendolo liquidare dal 2013, la formazione di Rutelli. Sempre cosa se ne fanno poi di questi 22 milioni? Sempre dal primo piano del Corriere della Sera citiamo, già che ci siamo, anche l'articolo di fondo del professor Sabino Cassese, ex giudice emerito anzi della Corte Costituzionale, tra le altre cose, proprio sulla questione della sentenza della Corte, le pensioni, eccetera. Il governo dunque ha riconosciuto a 3.700.000 pensionati, quelli che godono di trattamenti da 3 a 6 volte il minimo, una rivalutazione di ammontare diverso a favore delle pensioni più basse, 40, 20 e 10% rispettivamente, per gli anni 2012-2013. Contemporaneamente il governo ha stabilito una indicizzazione delle pensioni del 20% per il 2014-2015, del 50% per il 2016. Ha indicizzato così l'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici di cui ciascuno gode, inclusivi di eventuali assegni vitalizi. Lo ha fatto con tempismo, senza aspettare momenti più propizi, con atteggiamento di riguardo cooperativo nei confronti della Corte Costituzionale, nonostante che la sua sentenza non sia risultata gradita. Si spera, scrive il professor Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, che questa soluzione metta a tacere le interpretazioni estremistiche, quelle di chi vorrebbe la restituzione di tutto. La Corte infatti lamentava che non vi fosse alcuna rivalutazione con il blocco integrale della perequazione disposto nel 2011. Consentiva che le attese dei pensionati fossero bilanciate con le esigenze di contenimento della spesa,
dichiarava irragionevole il blocco, non dichiarava ragionevole la rivalutazione disposta nel 98. La Corte non poteva dire di più, sancendo una intangibilità del modo di rivalutare le pensioni scelto nel 98 e bloccato da Montifornero nel 2011, come vorrebbero invece i sostenitori della tesi del rimborso totale, perché l'articolo 38 della Costituzione dispone che i lavoratori hanno diritto a vedersi assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita. Giudice dell'adeguatezza è il Parlamento. Il Parlamento è tenuto solo a rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Si lamenterà, scrive ancora Cassese, che quella decisa dal governo non è una rivalutazione al 100% e che chi gode di pensioni superiori a 6 volte il minimo non avrà rivalutazione, ma la Costituzione dispone che siano assicurati mezzi adeguati, dice la carta più bella del mondo, non che questi vadano necessariamente dati con una piena rivalutazione. Devono essere adeguati, insomma, non totali. E il giudice dell'adeguatezza è il Parlamento, il governo in questo caso col decreto. Ed è difficile sostenere che coloro che godono di pensioni superiori di 6 volte il minimo non abbiano mezzi adeguati alle esigenze di vita. Questo intervento equitativo del governo chiude un triste capitolo della vicenda pensionistica, mentre l'equilibrio finanziario è tanto precario e voci autorevolissime predicano da anni che il welfare italiano dà troppo agli anziani, troppo poco ai giovani. Lo scivolone della Corte dimentica per un momento delle sue proprie responsabilità di tutore dell'articolo 81 della Costituzione, il pareggio di bilancio. Lo scivolone della Corte Costituzionale, conclude Cassese, avrebbe potuto innescare una valanga rovinosa non solo per l'economia italiana, ma anche per gli stessi pensionati. 10 lode dunque al governo dal professor Cassese nell'editoriale del Corriere della Sera. Poi entriamo nel dettaglio. Intanto, dalla cronaca milanese del Corriere della Sera, lo racconta anche Repubblica, il titolo della serata organizzata dalla Diocesi e dalla Caritas Internationalis per celebrare l'impegno della Chiesa sul tema di Expo era "Tutti siete invitati". La risposta è stata massiccia. Circa 50.000 persone hanno affollato Piazza Duomo, i 20.000 che avevano prenotato un posto sul Sagrato, altre decine di migliaia oltre le transenne. L'invito del cardinale di Milano Scola a sconfiggere il pregiudizio che la fame nel mondo non si possa eliminare. Si può, ci vuole la volontà politica. Dopodiché Scola ha pregato per la nostra fame di cibo, di lavoro e dignità. Sul palco quasi 2 ore di lettura e musica, tanti artisti, compreso Van der Spross, e una toccante versione islamo-cristiana dell'Ave Maria, cantata dalla libanese Tania Cassis e da 2 tenori che hanno riprodotto le invocazioni ad Allah del Muezzin, col che si è consacrata la Piazza del Duomo, dopo che l'avevano già occupata, ricorderete, in preghiera qualche anno fa. Adesso l'ha consacrata il cardinale con le invocazioni "Allah è grande" davanti al Duomo insieme all'Ave Maria, titola Repubblica. Migliaia in piazza nella serata voluta dal cardinale Scola con la Caritas Internationalis nel segno del dialogo tra le fedi. 2 tenori muezzin hanno intonato l'invocazione degli islamici, Allahu Akbar, quella che si sono sentiti anche i redattori di Charlie Hebdo e tante altre vittime, intrecciando il loro canto a quello di Tania Cassis, la cantante islamo-cristiana, o meglio, la cantante autrice della versione islamo-cristiana dell'Ave Maria. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah è l'unico Dio. Suona forte e ipnotica, scrive Repubblica, la cantilena sacra intonata da 2 tenori muezzin in Piazza del Duomo, mentre cala la sera, davanti a una folla che la Curia stima di 50.000 persone. Sono passate da poco le 21:30, quando parte l'invocazione ad Allah dal palco montato sul Sagrato del Duomo di Milano, nella piazza più importante della città, piena di gente arrivata da tutta la diocesi ambrosiana. Lo spettacolo di arte, musica, letteratura e preghiera è stato deciso dall'arcivescovo Scola e dalla Caritas Internationalis. Non era mai successo che davanti alla cattedrale, simbolo di Milano, scrive Repubblica, quegli oscurantisti di Repubblica, non era mai successo che davanti al Duomo di Milano risuonasse con tutta la sua carica evocativa e emotiva l'appello alla preghiera che risuona dai minareti di tutto il mondo.
5 volte al giorno. Quella del cardinale è stata una scelta ben precisa, nel segno del dialogo fra le fedi, a cui Scola ha dedicato tanto impegno con la sua fondazione Oasis. I due tenori muezzin invocano Allah definendolo l'unico Dio, per cui il cardinale per correttezza dovrebbe dire il nostro era uno scherzo, mettiamolo da parte, il nostro Dio è una bufala, Allah è l'unico Dio, Allah è grande, Allah è l'unico Dio. E introducono la voce dolcissima e incantevole, scrive Repubblica, di Tania Cassis, grande artista libanese in prima fila nella battaglia per la pace e il rispetto dei popoli in Medio Oriente. Tania Cassis intona l'Ave Maria in chiave arabo-cristiana e lei la stella fra le stelle della serata davanti a due cardinali, oltre a Scola Oscar Maradiaga, presidente di Caritas Internationalis, 30 vescovi, 200 dirigenti delle Caritas del mondo, tutti quelli che oggi si riuniranno in assemblea all'auditorium dell'Expo. C'era anche Giacomo Poretti, che i lettori della Stampa conoscono come editorialista e tutti conoscono come del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo i comici. C'era Van der Sfros e compagnia bella. Allahu Akbar. Ci batte sopra parecchio Repubblica. Da noi è normale, dice la cantante Tania Cassis, sentire il canto del muezzin mischiarsi col suono delle campane. La Vergine Maria compare 24 volte nel Corano. Gesù è un profeta. Per questo ho voluto cantare un'Ave Maria, dice la cantante, che tenga dentro anche la tradizionale invocazione al Dio unico, che noi chiamiamo Allah, il Dio delle religioni monoteiste, l'Islam come il cristianesimo e l'ebraismo. 3 bufale al prezzo di una, insomma. Allahu Akbar non deve essere più ricordato come il grido di morte dei terroristi, ma come una parola di pace fra gli uomini che credono nel potere di riconciliazione della fede degli uomini. Il cardinale Scola annuisce, sorride e conclude la serata recitando una preghiera. Signore, solo tu conosci fino in fondo la nostra fame di cibo, lavoro, dignità, vita, bellezza, bontà, verità. Fame d'amare ed essere amati. Non permettere che venga messa a tacere, ingannata o soffocata questa fame. Liberaci dall'indifferenza. Allahu Akbar, inshallah, ha concluso il cardinale. No, non è vero, però la sostanza è quella lì. Allah è grande davanti al Duomo insieme all'Ave Maria. La Madonnina è una roba vecchia, bisogna sostituirla e là sopra bisogna piantarci un bel minareto per quella schifezza del Duomo di Milano. Rimanendo a Milano, brevemente, ci hanno spolpati, non ho supplenti ma classi pollaio, dice Giovanna Mezzatesta, intervistata da Repubblica, preside alla scuola rinnovata Pizzigoni. Abbiamo perso anche le specialiste di lingua, ci chiedono di puntare sull'informatica, ma dove sono i computer, le aule cablate, le strumentazioni? Per la cronaca spiccia invece Il Giorno ci racconta di Buccinasco, paura sull'autobus pieno di studenti, molesta 3 ragazze poi scappa, le telecamere potrebbero aver ripreso la sequenza, dalle prime ricostruzioni l'uomo è un magrebino, mentre per bollettini e aliquote la Tasi è già nel caos, a Milano, lo racconta Libero, salta la cartella precompilata, assalto ai CAF per i conteggi, ma non c'è più posto. L'acconto per pagare la tassa scade il 16 giugno. Il Comune di Milano dice nessuna variazione rispetto all'anno scorso. Per Tasi e IMU non cambierà niente, dice l'assessore al bilancio Balzani. Con le manovre per tamponare il buco delle pensioni potrebbero mancare però i soldi delle detrazioni, per le detrazioni della Tasi, scrive ancora Libero, che lasciamo per andare in prima pagina sul Quotidiano Nazionale, dove c'è il commento di Clemente Mimon, trattati da sudditi, sul caso delle pensioni. Ma c'è anche una notizia positiva per la storica azienda Tosi di Legnano. Alla Tosi di Legnano salvi 350 dipendenti, finalmente l'accordo e stavolta firma anche la CGIL. Evitato il fallimento. Entro il 22 la firma ufficiale, scatteranno le assunzioni appena ratificata l'intesa, riguarderanno subito 170 lavoratori, revocata la mobilità per i 350 complessivi. Clemente Mimun, dicevamo, invece si occupa delle pensioni. Trattati da sudditi, che lo Stato ci tratti da sudditi più che cittadini non è novità. Basterebbe ricordare quante volte sono stati negati i risultati di referendum popolari, a cominciare dal finanziamento pubblico dei partiti, ma era difficile pensare che si arrivasse a contraddire una sentenza della Corte Costituzionale sul blocco dell'indicizzazione delle pensioni. Eppure così è.
L'annuncio di Renzi è arrivato non in Parlamento, ma in una trasmissione di Rai 1. L'avesse fatto qualcun altro, oggi sarebbero polemiche roventi sulla par condicio e sull'uso privatistico della TV pubblica. Invece, scrive Mimoun, più di un quotidiano si sofferma sul coraggio del Premier, che alla vigilia di un voto importante in 7 regioni fa una scelta difficile e impopolare. In pratica, invece di restituire a tutti il dovuto, limita a 3.700.000 pensionati una una tantum, che viene definita il bonus Poletti, il ministro del lavoro e capo delle Coop rosse. Chi prende 1.700 euro lordi di pensione avrà 750 euro. Chi ha pensioni da 2.200 euro lordi ne riceverà 450. Se ci spettano 2.700 euro ne riceveremo invece 278. Al di là del fatto, scrive Clemente Mimoun, che questa decisione del governo porterà a migliaia e migliaia di ricorsi, magari trasformati in class action, azione giudiziaria collettiva, dalle associazioni di difesa dei diritti dei cittadini, non si può non osservare che rispetto alle attese si tratta di un obolo o poco più. Il costo della sentenza della Corte Costituzionale sembrava variare da 16 a 18 miliardi. Il governo si è fatto uno sconto e spenderà solo 2 miliardi del tesoretto destinato alle fasce più deboli. La CISL accusa il governo, viene restituito solo un sesto del dovuto, troppo poco. Il dibattito sulle pensioni fa anche pensare che chi fa parte della cabina di regia economica non abbia contezza o non abbia considerazione del ruolo determinante del welfare familiare, in pratica i sacrifici di genitori e nonni che mantengono milioni di disoccupati, giovani e non. E poi chi ha stabilito che pensioni lorde attorno ai 3.000 euro siano da considerare privilegio? E perché invece i vitalizi ben più pesanti di ex parlamentari, ministri, consiglieri regionali, chi più ne ha più ne metta, restano intoccabili? Il governo lamenta, conclude Mimoun, di aver dovuto tappare il buco di norme approvate da altri. Dice chiaro e tondo che andava mandato un messaggio preciso all'Unione Europea. L'Italia rispetta i patti, è il messaggio. Ottimo, ma i patti vanno rispettati anche coi cittadini, che non hanno solo doveri. Quando qualcuno di noi dimentica di pagare una multa o fa un errore nella denuncia dei redditi, viene perseguitato. Se non paga, passa i guai. Il comportamento dello Stato invece è simile a quello del Marchese del Grillo che diceva io so io e voi non siete un puntini puntini. Un cazzo. A pagina 4 invece 3 strade per anticipare la pensione, sempre dal Quotidiano Nazionale, giorno Carlino, Resto del Carlino e Nazione. La riforma Fornero cambierà a ottobre, è l'annuncio di Renzi. Sulle norme sono troppo rigide, ha detto Renzi. La questione va affrontata. Se una nonna a 62 anni vuole lasciare il lavoro per il nipotino, rinuncia a 20-30 euro, buttato lì, una cifra buttata lì. Prestito della rendita, tagli temporanei all'assegno e calcolo tutto contributivo per chi non ha l'età. Si vedrà. Mentre Berlusconi è intervistato oggi dal Quotidiano Nazionale, dopo la giornata di ieri a Saronno, con le manette ai polsi di un uomo di 44 anni, Saronno Varese, che ha tentato di avvicinarsi a Silvio Berlusconi, un sardo, a quanto pare, un signore sardo, il quale ha tentato di avvicinarsi a Berlusconi poco dopo il suo ingresso in via Portici a Saronno. Il leader di Forza Italia ha incontrato cittadini e pensionati. Volevano aggredirlo, ha detto la fidanzata Francesca Pascale. Le forze dell'ordine sono state pronte ed è stato evitato uno spiacevole episodio. Intervista di Berlusconi, anzi di Antonella Coppari a Berlusconi per il Quotidiano Nazionale. Ora non pensa di mollare, anche se continua a sperare che in un futuro ci siano le condizioni per diventare padre nobile del partito. Al momento non vedo nessuno a cui passare il testimone, ha detto Berlusconi. A sera, dopo un tour elettorale più movimentato del previsto in Liguria, Berlusconi riapre i giochi. Conferma di avere una carta da tirar fuori dopo le regionali che, dice, non andranno troppo male. Respinge l'accusa di avere una linea politica poco chiara, spara bordate a Renzi e spiega di sentirsi ancora estraneo alla politica. Me ne occupo solo per senso di responsabilità. Come dicono i cinesi, dice Berlusconi al Quotidiano Nazionale, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Quindi io capisco, ma non condivido, l'attenzione che i giornali dedicano a fenomeni marginali rispetto alla realtà di Forza Italia, tipo Fitto. Se qualcuno non è più in sintonia col nostro progetto è libero di andarsene.
Intanto il primo test elettorale Trentino-Val d'Aosta ha prodotto risultati negativi. Non sono soddisfacenti, dice Berlusconi, ma abbiamo presentato il simbolo di Forza Italia solo in 5 comuni su 150. Arbitrario attribuire a questo voto un significato politico nazionale. Dopo la pubblicità il resto dell'intervista del Quotidiano Nazionale a Silvio Berlusconi. Bellissima! Sei la festeggiata? Sono 20 anni, dai! Come Unisalute. Chi? Non li conosci? Da 20 anni proteggono la salute di milioni di lavoratori. Lo saprebbe mio padre! Unisalute è il numero 1 nell'assicurazione salute. È del gruppo Unipol. Poi, quando c'è Unisalute, c'è tutto! Ceniamo fuori stasera? Conosco un ristorantino che fa una paella fantastica. Dove? A Valencia. Ma non è un po' troppo... Cosa? pesante? E se ci prendessimo una bella omeletta a Parigi? Abituatevi ad andare lontano. Con Seat Leon Turbo Diesel o metano fai oltre 1200 km con un pieno. Questo mese scopri Leon TGI a metano a 18.550 euro o 219 euro al mese. TAN 2,99, TAG 4,79. Salvo approvazione Seat Financial Services. Anche domenica e su seatitalia.it. Oh! Ci sono tanti ma uno solo è realmente nuovo. Il nuovo da Opel. Nuova corsa Premium Class Innovations. Oggi è anche GPL Tech. Un pieno con soli 19 euro. Gamma nuova corsa da 9.550 euro. Scopri tutto su opel.it. Sabato e domenica. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Cosa dice ancora Berlusconi nell'intervista al Quotidiano Nazionale? Non abbiamo cambiato idea sulle riforme, abbiamo cambiato idea su Renzi. Forza Italia è nata per le riforme e quando il PD è sembrato disposto a collaborare secondo i nostri stessi progetti, era ovvio che partecipassimo. Durante il percorso però Renzi ci ha imposto 17, non uno di meno, non uno di più, 17 cambiamenti rispetto al progetto iniziale. Quando poi si è trattato di scegliere il massimo garante di questo processo riformatore, il Presidente della Repubblica, ha deciso di agire da solo. In quel momento, dice Berlusconi, abbiamo capito che non pensava a lavorare insieme con lealtà, ma solo a un disegno di potere per il quale non aveva i numeri in Parlamento. Era ovvio che le strade si dividessero. Renzi rimane un uomo di sinistra, prosegue Berlusconi, e per quanto l'immagine sia moderna, ma come tutte le sinistre non ha fatto una riforma utile al Paese. Anche quelle come il Jobs Act non hanno prodotto effetto. Ha raccontato di aver ridotto le tasse che sono aumentate, la disoccupazione galoppa, l'Europa è in ripresa, l'Italia è al palo. Le agenzie di rating non sono Vangelo, ma pochi giorni fa Standard & Poor's ha dato valutazione negativa sull'Italia. Il dramma dell'immigrazione non accenna a risolversi. Per il bene del Paese, Renzi e il governo devono essere mandati a casa. Sono convinto, sulle regionali, dice Berlusconi, che confermeremo i nostri 2 bravi governatori uscenti, Caldoro in Campania, Zaia in Veneto. In altre regioni sono possibili belle sorprese. La bella accoglienza che sto ricevendo in questi giorni negli incontri elettorali lo dimostra. Ai nostri elettori che continuano a votarci non interessano casi personali, frustrazioni, ambizioni di qualcuno. Interessa il progetto che proponiamo per far cambiare strada a un paese che ne ha bisogno. Sulla nuova legge elettorale è possibile riunire il centrodestra? Non credo che sia possibile con i leader e le formazioni politiche attuali riunire il centrodestra, dice ancora Silvio Berlusconi al Quotidiano Nazionale. Deve partire il nuovo progetto di un unico movimento di tutti i moderati che comprende non solo quelli che votano frazionatamente, ma anche chi ha deciso ora di non votare. Non sono più un ragazzino, dice ancora Berlusconi, ma mi sento obbligato a rimanere in campo fino a quando non ci sarà qualcuno che mi potrà sostituire nel dar vita alla maggioranza politica dei moderati. Spero si faccia vivo presto, anche se al momento non vedo nessuno. Gli eredi non si possono tirare fuori. Il carisma uno o ce l'ha o non ce l'ha, prosegue Berlusconi. Ho dato possibilità a tanta gente, ma nessuno ha avuto la spinta carismatica. La politica per lei è soprattutto questione di rapporti umani. Perché tanti sono finiti male? Chiede Antonella Coppari. Risponde Berlusconi: le persone che fanno la politica per mestiere hanno di mira solo interessi personali, non sono in sintonia con me, che ho sempre agito guardando all'interesse dei miei concittadini. Sul piano umano sono stati momenti di dispiacere, però senza tante sorprese. Quanto al Partito Repubblicano, modello americano, ho indicato il Partito Repubblicano solo come modello di contrapposizione al PD.
È quel che manca in Italia, un movimento leggero, strutturato come un comitato elettorale al quale aderiscono tutti gli elettori che non votano per la sinistra. Così Silvio Berlusconi, intervistato dal quotidiano Nazionale. Sullo stesso quotidiano il commento del generale Mario Arpino sulla missione navale contro gli scafisti. L'Italia è alla guida, ma non c'è né la missione né le istruzioni né il via libera né l'ok alla missione, non c'è nulla. Il comando del nulla è infatti il titolo del commento dell'ex generale Mario Arpino su Giorno, Nazione e Resto del Carlino. Siamo al dunque, scrive l'ex generale Arpino. Il Consiglio dei Ministri degli Esteri e della Difesa dell'Unione Europea ha approvato, tra molte sfumature e cancellazioni, una delle misure di spicco del capitolo risposta immediata dell'agenda europea sulla migrazione, approvata giorni addietro, dalla Commissione europea. Una di una decina, perché sulle altre, come la spartizione delle quote dei 20.000 migranti già pronti e selezionati, un'inezia se paragonata ai milioni in procinto di lasciare l'Africa nera, siamo già ai distinguo. Ora anche Hollande, assieme alla pattuglia nordica, segue l'esempio di Cameron. Navi sì, rifugiati no. E la Spagna protesta, volete darcene troppi. La missione sarà solo navale, l'ennesima. Avrà sede a Roma, sarà guidata da un ammiraglio italiano. Ma da quel che si intuisce, appare alquanto diversa da quanto prefigurato. La distruzione dei barconi diventa eliminazione e nel testo è introvabile ogni riferimento a operazioni a terra. Così, al momento, la missione c'è, ma non si comprende cosa debba fare se la fase barconi, la più importante, è subordinata a un'improbabile approvazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. A questo punto, scrive Arpino, appare azzardato qualsiasi accostamento alla missione Atlanta in Somalia, che è stata un successo, o anche a quella piccola e remota, nel tempo, ma efficace, sulle coste albanesi. La formulazione del testo non dà regole di ingaggio, affermazioni generiche. Appare chiaro che si riconosce la necessità di far qualcosa, ma che nessuno al momento sa come farlo. Proteggere i confini meridionali dell'Unione Europea come da mandato di Frontex? Da cosa e da chi? Si rischia una presenza che non va oltre i pur meritori termini di Mare Nostrum, conclude Arpino. Altra domanda. La nuova EUNAVFOR sostituisce o integra Triton? E ciò che già si sta facendo per il soccorso in mare? È brutto quando, pur di far qualcosa, si è disponibili a fare qualsiasi cosa. A Renzi, Pinotti e Gentiloni resta il merito di aver costretto questa Europa a parlare di cose non gradite. Però stiamo al comando del nulla, conclude Arpino. Velocemente, sempre dal quotidiano Nazionale, a Livorno una proposta riformistica del Movimento 5 Stelle, hasta la vittoria siempre. Il corso principale sarà intitolato a Che Guevara, un'idea shock della maggioranza grillina. Via Grande potrebbe sparire, nasce via Che Guevara. Mentre, sempre dal quotidiano Nazionale, all'antagonista la firma non si nega, scrittori e attori con gli anti-Salvini. A Bologna una petizione contro il divieto di dimora per 2 leader di Hobo. Di che si tratta? Di compagni che firmano, la rete chiama e loro rispondono. In difesa della libertà, senza se, senza ma. In questi giorni a Bologna intellettuali, scrittori, attori e una dozzina di docenti universitari si stanno scapicollando a sottoscrivere l'appello di una campagna battezzata Libertà di dimora. L'iniziativa è stata lanciata da un collettivo studentesco antagonista, Hobo, in difesa dei loro leader, Loris Narda e Parvis Tirgan, raggiunti da misura cautelare il divieto di dimora in città, decisa da un giudice per gli scontri ingaggiati con le forze dell'ordine lo scorso 7 ottobre, quando la loro sede occupata venne messa sotto sequestro. I 2 sono anche noti per l'assalto all'auto di Matteo Salvini l'8 novembre scorso vicino a un campo nomadi della città. Il documento che circola, fra strafalcioni giuridici e dotte citazioni dantesche, avverte, solenne, che l'autoritarismo si espande, conquista spazi, prova a imporsi. La libertà di espressione, azione e movimento sono sempre più soggette a restrizioni. Bisogna essere solidali e giù firme. Hanno firmato tra gli altri gli scrittori Pino Cacucci, Valerio Evangelisti, Wu Ming, gli attori Ivano Marescotti e Alessandro Bergonzoni e una dozzina di docenti universitari per difendere gli anti-Salvini. Sempre poi dal quotidiano Nazionale, a pagina 14, la cronaca nera.
uccisa a stilettate a Lodi, in Lombardia. Preso l'ex in fuga, è un egiziano, stava per volare via. L'uomo da Lodi è stato fermato a Fiumicino. Lei lo denunciò per minacce. Massoud Hassan, l'egiziano 37enne che aveva avuto una relazione con Antonia D'Amico, la donna di 56 anni uccisa nella propria abitazione di Corso Mazzini a Lodi, nel primo pomeriggio di ieri è stato fermato all'aeroporto di Roma Fiumicino. Mentre invece da Bonporto, Modena, massacra la moglie e la suocera, i vicini parlano di urla e liti costanti per i soldi, una guardia giurata confessa dopo ore di interrogatorio, aveva dato l'allarme fingendo di essersi accorto dei corpi soltanto ieri mattina. Lasciamo infine il giorno con un caso invece che si riapre a distanza di tanti anni, la morte di Arianna Zardi a Casalmaggiore, Cremona, il 2 ottobre del 2001, dopo 14 anni si cerca ancora l'assassino, il DNA pare aprire una nuova pista, si riparte dopo l'archiviazione dei 3 finora indagati. E infine, sempre dal Quotidiano Nazionale, per la pagina economica, nel campo della farmaceutica, debutta Alfa Sigma, un colosso italiano, da 900 milioni. Fusione lungo l'asse Bologna-Pomezia, 2.800 dipendenti in 18 paesi. Il nuovo gigante dell'industria farmaceutica italiana si chiama Alfa Sigma. È il primo frutto dell'unione tra 2 eccellenze italiane di settore, la bolognese Alfa Wasserman, che ha guidato l'operazione, e la Sigma Tau di Pomezia. La nascita del nuovo gruppo è stata comunicata a 3 mesi dalla fusione finanziaria tra le 2 aziende. Il 75% ai Golinelli di Alfa Wasserman, il 20% ai Cavazza di Sigma Tau, il 5% a Banca Intesa San Paolo. Lasciamo però il Quotidiano Nazionale per andare a Repubblica. Oltre alla questione delle pensioni, qui c'è anche in prima pagina la rivolta del mondo della moda contro Alibaba, il gigante cinese della vendita su internet, una bancarella abusiva del web. Basta bancarelle improvvisate per strada, l'industria dei falsi è entrata nell'era del tarocco 2.0. Borse, scarpe, orologi farlocchi viaggiano e macinano profitti sul web e sono finiti sugli scaffali virtuali del commercio online. Alibaba, gigante dell'e-commerce cinese, sarebbe il più grande supermercato di imitazioni al mondo, accusano Gucci e Yves Saint Laurent. Da Pisa invece insulti in classe, sei una nera, non puoi avere sempre 10, insulti condensati in 6 lettere anonime in una scuola superiore pisana. L'obiettivo è una ragazza senegalese di 14 anni, tra l'altro bravissima a scuola. Sei negra, non meriti il 10, mi dicono, ma non mi fermeranno, diventerò un avvocato, dice la ragazza 14enne nella rossa, civilissima, democraticissima, progressistissima Pisa. Non nel profondo nord razzista. Profondo sud invece con la Salerno-Reggio Calabria, ecco perché non sarà finita entro il 2016, scrive Fabio Tonacci, autore del reportage da Reggio Calabria. Dopo la frase di Renzi, la finiremo entro l'anno prossimo la Salerno-Reggio. Anche quando sarà finita, la Salerno-Reggio Calabria rimarrà un'incompiuta. È il suo destino, una grande opera nata storta, pur ammettendo che gli operai concludano 20 chilometri, ne rimarranno altri 43. Perché lo spiega l'autore del reportage su Repubblica, Fabio Tonacci, a pagina 24. Pronta nel 2016, come ha detto Renzi? Sarebbe un miracolo. L'autostrada infinita rimarrà incompiuta, in viaggio lungo la Salerno-Reggio Calabria tra promesse e cantieri. Mancheranno 43 chilometri di corsie d'emergenza comunque. La storia, raccontata da Repubblica dell'immensa opera, che ha beneficato una quantità di clan mafiosi indescrivibile, la storia inizia nel 1964, quando il governo decide di finanziare la costruzione di un'autostrada per collegare la Calabria al resto d'Italia. Nel 66 l'apertura del tratto Salerno-Lago Negro, 2 anni dopo Lago Negro-Cosenza. 69 apertura del tratto Cosenza-Gioia Tauro, Reggio Calabria. 72 completamento della A3 fino a Reggio, ma senza corsie d'emergenza. 82 l'Unione Europea obbliga l'Italia all'adeguamento alle normative europee. Iniziano i lavori nell'82. Le promesse nel 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e quella di Renzi. In viaggio lungo la Salerno-Reggio.
Scrive Tonacci, anche quando sarà compiuta, la Salerno-Reggio rimarrà incompiuta, anche ammettendo che i 3.000 operai che stanno lavorando giorno, notte, sabati, domeniche facciano il miracolo e concludano entro l'anno prossimo, come vuole Renzi, i 20,5 chilometri tra Laino, Borgo e Campotenese, rimarranno comunque 43 chilometri di autostrada che non sembra autostrada, senza corsia d'emergenza, con erbacce ai margini della carreggiata, curve strette, toppe sull'asfalto che coprono altre toppe, lontanissimi da quel presunto ammodernamento complessivo che l'Italia sta rincorrendo dal 97, se non dall'82. Ma rimanendo a Repubblica c'è anche il primissimo piano dedicato alla questione delle pensioni e all'annuncio di Renzi: ora cambierò la riforma Fornero, ai pensionati un una tantum da 278 a 750 euro, chi ci critica votò lo stop, dice Renzi. Forza Italia votò lo stop. Con la restituzione totale i conti sarebbero andati fuori controllo, dice il ministro dell'economia Padoan, il quale ha aggiunto: nessuno perde nulla, ma dare tutto a tutti avrebbe richiesto una maxi manovra. Sarebbe stato bello fare di più, ha detto Angelino Alfano, ma c'erano i vincoli dei conti pubblici. Presa per il culo, dice Beppe Grillo, nuovo voto di scambio alla RAI e presa per il culo per i pensionati. Intervista di Repubblica al ministro Giuliano Poletti: per la prima volta niente giochetti, via la staffetta generazionale. Questo governo si qualifica per l'onestà e la lealtà nei confronti dei contribuenti. Ci sono persone che vorrebbero andare prima in pensione sapendo che questa scelta comporterà un sacrificio, quindi modificheremo la Fornero per consentire a chi vuole andare in pensione con penalizzazione economica di andarci. Sulle pensioni, dice ancora il capo delle cooperative rosse nonché ministro del lavoro, non ci siamo fatti alcuno sconto, abbiamo detto con chiarezza quello che si poteva fare nel contesto, nel rispetto della consulta e nelle compatibilità economiche. Effetti sulle elezioni, i cittadini sanno capire come sono andate le cose. Le pensioni da 1.700 euro lordi recuperano un quarto della perdita subita, rivalutazioni dal 2016. Così scrive Repubblica, che lasciamo per dare un'occhiata alla prima pagina della Stampa. Tra i vari argomenti, oltre all'annuncio di Renzi cambieremo la Fornero in pensione 2 o 3 anni prima, che è il taglio che la Stampa sceglie per evitare di affrontare il nodo del giorno, cioè i rimborsi ai pensionati. A centropagina c'è l'articolo sulla pirati della strada, l'inchiesta: il 42% dei pirati della strada la fa franca, in un anno 119 le vittime, a Palermo resta in carcere l'uomo che ha ucciso Tania. E poi un segnale dal Salone del Libro di Torino: la politica ha stancato. Al Lingotto aule vuote o semivuote per i dibattiti politici che hanno dominato e diviso per 20 anni. C'è poi l'articolo in prima pagina sulla Stampa di Cesare Martinetti: in Francia Marine Le Pen ha già convinto tutti. Marine Le Pen non vincerà le elezioni in Francia perché le ha già vinte sotto altro nome, che di volta in volta può essere quello della destra, Sarkozy, o quello della sinistra, Manuel Valls. La rimessa in discussione da parte francese del piano Juncker di distribuire tra i paesi europei clandestini migranti o richiedenti asilo non ha altra spiegazione, scrive Martinetti. Da più di 10 anni l'agenda politica è condizionata dal Front National. Da quando Jean-Marie Le Pen, sconvolgendo i pronostici, si qualificò al ballottaggio per l'Eliseo 2002, un solo fantasma ha occupato le notti dei politici, di destra e di sinistra: bloccare l'uomo nero, che si profilava per la prima volta come concorrente vero e non solo come spauracchio inquieto ma inoffensivo. Da allora tutto è cambiato, è nato il fenomeno Sarkozy, che ha costruito la scalata all'Eliseo sulle parole d'ordine della sicurezza, promettendo la pulizia delle banlieue dalla feccia degli immigrati. Ma anche la sinistra si è largamente droitisée, spostata a destra. Ségolène Royal, avversaria battuta da Sarko nel 2007, aveva un programma d'ordine non lontano dall'avversario, fino ad arrivare a Manuel Valls, prima sindaco sceriffo di Évry, poi ministro dell'interno del primo governo Hollande, che ha sviluppato la politica di espulsioni di Sarkozy. Emblematico il caso della bambina kosovara Leonarda, prelevato dalla police a scuola e espulsa. Ed è stato proprio Manuel Valls, oggi primo ministro, ad anticipare in un'intervista che la Francia si opporrà alla spartizione in quote dei migranti clandestini.
clandestini, scrive Martinetti. Nel frattempo è accaduto che il Front National si è gonfiato sempre di più fino ad arrivare ad essere il primo partito reale alle europee di un anno fa, il primo partito virtuale nelle dipartimentali del marzo scorso, vinte in realtà dall'UMP, il partito di Sarkozy, in alleanza coi centristi, ma con il Front National senza alleati, con percentuali mai viste. E a oltre 10 anni dalla battaglia di Sarkozy sulle banlieue, la situazione è peggiorata. Ieri si è chiusa la stagione con l'assoluzione di 2 poliziotti che erano accusati della morte di Zied Bouna nell'ottobre 2005, episodio che fu il detonatore della rivolta delle banlieue. I 2 ragazzi sono morti fulminati in una cabina elettrica, per il lapsus, in una cabina elettrica ad alta tensione dove si erano rifugiati perché inseguiti dalla police. Non erano armati, avevano fatto nulla, erano scappati all'arrivo dei poliziotti, perché da quelle parti tutti fanno così. I 2 agenti non erano accusati di averli uccisi, ma di mancanza di assistenza a persone in pericolo. Questo nell'idea che la polizia debba anche proteggere i cittadini. Quei 2 ragazzi nella cabina ad alta tensione non potevano nuocere, erano in gabbia, i poliziotti avrebbero dovuto aiutarli. Invece li hanno stretti in un assedio spietato. Quando la cabina è stata aperta, i 2 erano carbonizzati. Ci sono voluti 10 anni per arrivare a sentenza di assoluzione dei poliziotti. Una sentenza destinata ad approfondire il solco tra i territori perduti delle banlieue e la Francia bianca che a gennaio sfilava in piazza a difendere i suoi valori contro gli assassini di Charlie Hebdo. Nel frattempo, quello spirito detto dell'11 gennaio, per ricordare la marcia di 2 milioni di parigini, si è frantumato in rancori postumi che simbolicamente si sono manifestati nella litigata pubblica tra Luce, il disegnatore miracolosamente scampato alla carneficina di Charlie Hebdo che ha annunciato la decisione di rinunciare a raffigurare Maometto, e Jeannette Bougrab, compagna di Charb, il direttore di Charlie, morto nell'attentato, che lo ha accusato di vigliaccheria. Il vento di destra, scrive ancora Cesare Martinetti sulla Stampa, soffia dunque forte sulla Francia di Hollande. Se volete un'altra notizia simbolica di questi giorni è il 60% dei voti raccolti dalle liste di destra all'Università di Nanterre, quella, per chi ha dimenticato, dove partì il 68 parigino, con una giornata anti-imperialista guidata da Daniel Cohn-Bendit, leader di Nanterre-La Rouge, un socialista di colore come Harlem Désir, nato alla politica in SOS Racisme, è stato il primo ad appoggiare il no alle quote europee di clandestini. Nella destra si discute ormai di soggetti un tempo tabù, come rimettere in discussione il diritto di suolo, stabilito dopo la rivoluzione e in vigore fin dall'inizio dell'Ottocento, che dà la cittadinanza francese a chi nasce in Francia. In questo cortocircuito cultural-politico, conclude Martinetti, i litigi tra Marine Le Pen e il padre sono conseguenze collaterali. Marine tenta di consolidare il suo successo affrancandosi dalla vecchia immagine del Front National, rifugio di nostalgici, collaborazionisti, antisemiti e razzisti. In realtà la linea politica di Sarkozy, che ha perfino riconosciuto le ragioni di Putin nell'annessione della Crimea, è ormai molto vicina a quella della Le Pen, eccetto che sull'euro e le questioni europee. E uno dei politologi che più studia il Front, come Gaël Brustier, afferma che le elezioni dipartimentali hanno dimostrato la porosità tra l'elettorato della Le Pen e quello di Sarkozy. Non di 2 destre in concorrenza si tratta, ma in larga misura di una sola, larga e mobile. Ecco perché Marine Le Pen ha già vinto, anche se non arriverà mai all'Eliseo, scrive Martinetti. A pagina 3 invece la battuta della Iena, l'ex direttore del Manifesto Riccardo Barenghi, intitolata Oggi. La sinistra radicale voleva cambiare il mondo, oggi si accontenterebbe della Liguria. Mentre sulla distruzione dei barconi l'Unione Europea frena, missione navale, la guida va all'Italia, ma la guida di che? Sì all'operazione antipirateria, ma per i blitz in Libia si dovrà attendere l'ok dell'ONU, delle Nazioni Unite, e dopo la Francia dubbi anche in Spagna circa le quote europee di rifugiati che sono a rischio. Il ministro Gentiloni, ministro degli esteri italiano, dice un no sarebbe molto amaro. Decisione finale il 26 giugno. L'Italia si sente tradita, scrive ancora la Stampa di Torino.
che lasciamo per andare al primo piano di Italia Oggi sulle pensioni, risarcimenti risicati. Chi ha un assegno di 1.700 euro riceverà il 17% del dovuto, 750 euro invece di 4.300 euro persi. Con pensione da 2.200 euro invece si avrà il 9%, 450 euro contro 5.000 circa dovuti, cioè persi per il mancato adeguamento all'inflazione. Mini risarcimento dunque per il blocco della rivalutazione delle pensioni nel biennio 2012-2013 dichiarato illegittimo. Chi ha una pensione di 1.700 euro riceverà 750 euro invece di 4.300 persi dal 2012 al 2015. Chi ha una pensione di 2.200 euro riceverà 450 euro a fronte di circa 5.000 persi. A stabilirlo un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Sempre dalla prima pagina di Italia Oggi, Alessandra Moretti scatenata in Veneto, i sondaggi, vedere cos'è successo in Gran Bretagna, dice la candidata del PD in Veneto. Mentre Santoro se ne va e l'editore della Sette Urbano Cairo dice se ha idee nuove le ascolteremo. A proposito invece di eredi, Marina Berlusconi al posto di Silvio, su questo interviene la rubrica Diritto e Rovescio, il corsivo di prima pagina su Italia Oggi, del direttore presumibilmente Magnaschi. Non so chi abbia messo in giro questa favola che compare, poi scompare, quindi riappare e si inabissa ancora. È la notizia, parola che nel caso è un po' esagerata, che Marina Berlusconi avrebbe intenzione di sostituirsi a suo padre Silvio alla testa di Forza Italia, un passaggio dinastico di consegne politiche. Marina è una grande manager, scrive Italia Oggi. Ha retto il difficile timone della Mondadori in un periodo di crisi di tutta la stampa mondiale. Ha trovato soluzioni che hanno rimesso in sesto una casa editrice col fiato grosso, ma non riesce a parlare in pubblico a braccio. Nessuno ricorda una sua comparsata televisiva, né una partecipazione a un talk show senza rete. Un politico che non sappia parlare in pubblico non lo si è mai visto. Sarebbe come un pilota cieco. Può fare tante cose, ma non certo guidare. E poi i politici sono guasconi, contaballe, mentre Marina è sorvegliata e precisa. Insomma, può dedicarsi al business, mai alla politica. Suo padre lo sa e Marina ancora di più. A pagina 2 invece 2 commenti. Il primo è quello di Carlo Valentini su 6 miliardi di euro per la banda ultralarga internet che fanno gola a tanti. Li ha messi il governo, ha intenzione di metterli. Sono interessati Telecom, Terna, Vodafone, Enel e Ferrovie. L'altra questione invece affrontata da Edoardo Narduzzi è quella delle regioni che aumentano le tasse che Renzi vorrebbe tagliare. La maglia nera la vince la regione Lazio, dove ci sono i rincari delle tasse più elevati. A pagina 5 invece c'è il cameo di Riccardo Ruggeri che parte da Torino. Arrivato a Torino, incoccio un curioso manifesto, scrive Ruggeri. Da un cielo nero come la pece cadono verdi foglie di cannabis. Sullo sfondo giallo ocra si staglia la sagoma inconfondibile della mole dell'Antonelli. L'obiettivo è scritto in modo chiaro: libertà di coltivare, diritto all'uso terapeutico contro le mafie. Stupendo lo slogan in rosso vivo al centro del manifesto, Fuma parei. Stupendo perché lo si può leggere sia in piemontese, facciamo così, sia in italiano piemontese, fuma così. Seguendo la tecnica dei segnali deboli, scrive Ruggeri, trovo tenero che questi giovani consumatori dicano di privilegiare l'uso terapeutico per la cannabis, prudente la locuzione contro le mafie, prendersela con le mafie ormai è come avere un'assicurazione casco a costo zero. Nei giorni precedenti su questo tema si sono tenuti colti dibattiti al campus Luigi Einaudi, chissà cosa dirà da lassù il nostro presidente. Alla Cavallerizza c'è stato un aperitivo a base di cannabis, quindi il clou, la sfilata. Non potevo non esserci. Alle 15 mi trovo in Piazza Vittorio, al Civico 9 sono nato. All'altezza di Via Bava c'è uno degli antichi Tourette che insieme ad altri amici abbiamo adottato. Trattasi di fontanelle fuse in ghisa, dipinte nel classico verde inglese, dove il getto d'acqua del Pian della Mussa sgorga da una testa di torello, che idioti politici comunali volevano sostituire con orrende fontane disegnate da architetti politicizzati. Il resto dopo la pubblicità, dopo le previsioni del tempo. Si parte dalla cannabis a Torino e dove arriviamo con il cameo di Riccardo Ruggeri lo scopriamo dopo.
Bertolli presenta Le gemelle Bertolli. Monica adora tuffarsi nell'avventura, anche in cucina. Io amo un solo gusto, Bertolli Gentile. 3 gemelle, 3 sapori, un grande olio. Extravergine Bertolli, unico come i tuoi gusti. Leggi qui, Golf con Tech & Sound Pack da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Pack da 16.900 euro. E solo a maggio il navigatore touch è in omaggio. Anche sabato 23 e domenica 24. Info su Volkswagen.it. Amo uscire con te sotto la pioggia. Amo svegliarmi presto la domenica. Però quando ti gratti. Puoi amare e proteggere il tuo cane da pulci e zecche con Frontline Combo, che li elimina rapidamente e protegge la casa dopo l'applicazione sull'animale. E quando arrivano anche zanzare e pappataci, puoi difenderlo con l'azione repellente e insetticida del nuovo Frontline Triact, senza abbassare la guardia contro pulci e zecche. Leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso scorretto può essere nocivo. È un medicinale veterinario. Chiedi consiglio al tuo veterinario. Per amarlo e proteggerlo con la gamma Frontline. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità, che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Graduale diminuzione della pressione atmosferica e una bassa pressione si sposta verso sud. Brutto tempo fino a venerdì. Previsioni oggi martedì variabili al mattino e nel primo pomeriggio con qualche schiarita sulla fascia di pianura. In seguito nuvoloso ovunque con rovesci e temporali su Alpi e Prealpi. Mercoledì molto nuvoloso o coperto, variabile sulla pianura. Rovesci e temporali anche di forte intensità, temperature in diminuzione. Giovedì molto nuvoloso coperto con piogge su tutta la regione, possibili rovesci e temporali, neve sulla fascia alpina oltre 1600 metri. Tendenza venerdì molto nuvoloso coperto con piogge deboli su tutta la regione, a tratti anche asciutto, temperature in lieve aumento. Sabato variabile, in parte soleggiato, asciutto e temperature in aumento. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Torniamo al cameo di Riccardo Ruggeri che parte dalla manifestazione a Torino Fuma Parei per la liberalizzazione della cannabis. Mi sembra di tornare a quel 68, scrive Ruggeri, quando un gruppo di esagitati abbigliati in modo strano, anni dopo capii che erano studenti universitari altoborghesi che avevano escogitato questa modalità rivoluzionaria per fornicare più facilmente, irruppero nello stabilimento Fiat di Via Cuneo, dove lavoravo. Loro, i ricchi,
Obbligarono noi, i poveri, con urla, spinte e soprattutto calci, a smettere di lavorare, perdendo così il salario. Sfilare in corteo, percorrere alcuni chilometri fino a Piazza Castello. Qui ci sciogliemmo. Ero senza voce perché per tutto il percorso avevo dovuto a comando urlare slogan idioti. Il 68 per me durò un paio d'ore e finì lì. 50 anni dopo avviene un fatto curioso, coerente con quel lontano evento, scrive Ruggeri. Le pensioni, taglieggiatici dai professori Monti e Fornero, inetti persino nello scrivere una legge, vengono ripristinate nella loro correttezza con sentenza della Consulta. Un losco governo di lor signori, mai eletto, non applica la sentenza vantandosene pure. A noi, ex operai, non ci vengono restituite parti delle nostre pensioni, in nome di ridicole solidarietà. Veniamo sbeffeggiati sia dai liberisti che dagli statalisti. Dotti professori e prestigiosi giornalisti ci spiegano la differenza fra diritto privato e diritto pubblico. A quei sessantottini violenti ma altoborghesi, divenuti nel frattempo classe dominante, nulla viene sottratto. I loro sono vitalizi, quindi intoccabili come loro. Che dire? Tutto si tiene. L'atmosfera nel corteo, qualche centinaia di giovani, è molto rilassata, aleggia un odore dolciastro, in parte camuffato dall'incenso. I poliziotti sono tranquilli. Mancano i figli e i nipoti della classe dominante. Questi del corteo sono dei poveracci per bene, come eravamo noi nel 68, e mai avranno vitalizi. Mi infilo nel corteo senza imbarazzi. Quelli dei loschi centri sociali radical chic sono altrove, hanno trovato il loro nemico nella Lega e in Matteo Salvini. Se insistono con questa ottusa violenza, finirà che lo trasformeranno in Matteo X. Arrivato al fondo di Via Po, do la mano a due ragazze, con lo stesso spirito col quale in chiesa ci si scambia un segno di pace. Ringrazio del passaggio, esco dal corteo, sono arrivato al portone di casa mia. Mi metto a scrivere il cameo, malgrado l'età mi sento, cosa mai sono stato, un reporter di strada. Cosa dirà il direttore dello Scoop? Pagina 11 invece di Italia Oggi vi segnalo il pezzo, l'intervista anzi di Goffredo Pistelli, che per parlare della riforma della scuola sceglie un'interlocutrice abbastanza singolare, una suora, Anna Monia Alfieri, 40 anni, da Nardò, Lecce, laurea in giurisprudenza e economia ma anche scienze teologiche, esperta di scuola perché collabora con la scuola di alta formazione impresa sociale dell'Università Cattolica per i corsi in management per scuole e enti religiosi e gestisce le scuole italiane della Congregazione delle Marcelline di cui fa parte, dove studiano 3.000 fra allievi e lavorano 600 persone fra docenti e assistenti. Blogger seguitissima su formiche.net. Ha pubblicato nel 2010 un saggio, La buona scuola pubblica per tutti, statale e paritaria. È una legge, quella di riforma della scuola, che rompe i tabù, secondo la professoressa e suora Anna Monia Alfieri. Con lo slogan preside sceriffo si vuole ingessare tutto. Per questo il disegno di legge viene pregiudizialmente contestato dai sindacati. Oggi non c'è un solo preside che possa scegliere i docenti, che possa fare uno straccio di programmazione sulla quale ottenere i fondi da Roma. Oggi un dirigente scolastico sa che i contributi arriveranno pochi e per tutti. Niente legato all'efficienza di ogni singola scuola. Questa non è autonomia scolastica. Il preside, dice ancora la professoressa Alfieri, deve guardare in faccia i suoi ragazzi, capire chi potrà continuare verso l'università e dare strumenti a quelli che escono prima, perché si colloquino nel mondo produttivo. L'importante è non perdere nessuno per strada. Ecco perché nell'interesse degli studenti il preside deve poter scegliere. Oggi i soddisfatti del sistema esistente dicono che la scuola è uguale per tutti, ma se si vanno a vedere i test dell'OCSE si scopre che in Lombardia c'è un livello di preparazione superiore alla media, in Campania sotto. Quindi il sistema scolastico esistente crea differenze, spacca l'Italia. Chi teme il preside sceriffo, prosegue Anna Monia Alfieri in questa chiacchierata con Italia Oggi, confondendo volutamente l'attribuzione di poteri definiti con l'abuso di questi e col clientelismo, non si pone il problema del controllo dei dirigenti scolastici, ma se il preside non è messo nella condizione di scegliere secondo una progettualità condivisa, ogni scuola si appiattirà. Il modello scolastico nato col Regno d'Italia si poneva il problema di far uscire l'Italia dall'analfabetismo. Ciò ha determinato una scuola piatta, dare poco a tutti, e determinando centralmente cosa bisogna studiare, dalla matematica all'inglese alle scienze.
La legge del 2000 di Berlinguer ha introdotto in Italia il concetto di scuole pubbliche che possono essere statali o paritarie. Perfino Gramsci ha scritto: noi socialisti dobbiamo essere propugnatori della scuola libera, lasciata all'iniziativa privata dei comuni. In base ai costi standard, conclude ancora, anzi dice ancora in questa lunga intervista a pagina 11 Anna Monia Alfieri a Goffredo Pistelli su Italia Oggi, in base ai costi standard si scopre che il costo medio di un allievo è stimabile sui 5-6 mila euro all'anno. Dovremmo poter mettere le famiglie in grado di scegliere col credito di imposta dove mandare i figli. Con l'attuale detrazione il beneficio per ogni allievo è di soli 400 euro. Sempre sulla scuola, anche il pezzo di Domenico Cacopardo su Italia Oggi a pagina 13, gli scudi umani dei Cobas Scuola, il blocco degli scrutini sarebbe un abuso nei confronti dei giovani studenti, singolare la pretesa dei professori di non essere giudicati. Abbiamo assistito inorriditi, scrive Cacopardo, alla politica degli scudi umani utilizzata da rivoluzionari e terroristi in ogni parte del mondo a partire dalla rivoluzione algerina, ma ora rimaniamo indifferenti rispetto al fenomeno che si sta manifestando in casa nostra. Anzi, giornali, radio e TV danno all'evento grande risalto, senza esercitarsi in una valutazione critica, utilizzandolo anche, in prima fila come sempre la 7 di Mentana, come strumento di minaccia e di attacco al governo. Parliamo dell'annuncio formulato dai Cobas e da alcune centrali sindacali, non la CISL, di un blocco dei prossimi scrutini scolastici di giugno. Un vero e proprio abuso nei confronti dei ragazzi, i nostri figli e nipoti, nelle mani di insegnanti somari e irresponsabili, incapaci di fornire quell'esempio di dirittura morale che ogni società civile pretende dai suoi docenti. A seguire c'è l'articolo di Tino Oldani, sempre sullo stesso tema della scuola. L'Unione Europea promuove la riforma della scuola di Renzi perché migliora la formazione e antepone il merito all'anzianità. Infine, sul tema della scuola c'è anche da Berlino il pezzo di Roberto Giardina. Chiedo scusa, non sulla scuola, sulle pensioni, che è l'altro tema, uno dei temi del giorno. Pensioni tedesche tassate poco, versano 1/3 o 1/4 rispetto a ciò che viene spillato ai pensionati italiani. Questo è un articolo molto interessante. Fino a 1.600 euro a chi sta a casa per aiutare un genitore. Che se ne fa mia nonna di una pensione da 3.000 euro al mese a 93 anni? Lo disse Matteo Renzi alla TV poco prima di diventare primo ministro. E mi bastò per intuire che era uno dei tanti politici di casa nostra, scrive Roberto Giardina, che non hanno alcuna idea delle condizioni in cui vivono i cittadini normali. Mia madre è scomparsa l'anno scorso a 96 anni. Negli ultimi tempi aveva una badante che si pagava con la sua pensione e abitava in un appartamento di sua proprietà. Una buona pensione. Noi 3 figli non siamo mai dovuti intervenire in aiuto, come avremmo fatto se lei ne avesse avuto bisogno. Situazione fortunata ma meritata e non certo un privilegio a spese della società. Senza mezzi, abbandonata in un ospizio per anziani, sarebbe di certo vissuta di meno, anche se l'avessero trattata in modo umano. Lo sradicamento e la solitudine tolgono le forze vitali. Un pensionato che dialogava con Renzi lo accusò di populismo e lo mise a tacere. Era un ex dirigente di una media azienda. Aveva lavorato da quando era 18enne per conquistarsi una pensione da 7-8 mila euro al mese. Guadagnati fino all'ultimo euro, sosteneva a ragione. Sarebbe stato pronto al contributo di solidarietà se esteso a tutti i contribuenti, non limitato ai pensionati, categoria trascurabile per gli interessi elettorali. In Germania, e qui arriva la parte ancora più interessante dell'articolo, si pensa agli anziani, scrive Giardina, anche se il sistema non è affatto perfetto come speravano i legislatori. Intanto, come in Francia, i pensionati pagano meno tasse. Fra detrazioni e sconti, in media, i pensionati tedeschi versano 1/3 o 1/4 rispetto agli italiani. A Roma mia madre non poteva detrarre le spese per la badante in regola perché, come le dissero, era un lusso. A Berlino è scontato, come detrarre lo stipendio di una collaboratrice domestica. Agli ultimi anni in Germania ci si pensa per tempo. Non si finisce in un ospizio, ma in Heim, una casa di riposo, spesso simile a un residence attrezzato per far fronte alle necessità degli ospiti. Medico a disposizione, ristorante che assicura diete particolari. Anche le parole contano.
In Heim i tedeschi vanno a risiedere di loro volontà magari a 60 anni, ancora in perfetta forma, per trovare compagni coetanei. Si comprano un appartamentino di 1 o 2 stanze, lo affittano fino a quando non serve a loro. L'ex cancelliere, Schmidt, sistemò l'anziano genitore in un Heim ad Amburgo e in un residence per la terza età abitano ex politici, attori e scrittori. Si pensa ai casi di invalidità totale o parziale con assicurazione obbligatoria. I datori di lavoro versano 2 giornate di salario all'anno, i dipendenti 1. Gli invalidi, anche giovani a causa di un incidente, sono 1.600.000, quasi come in Italia. Se si ha bisogno di cure e si è privi di ogni tutela, ci pensa lo Stato, che però può obbligare i figli a intervenire, anche se il padre o la madre si sono comportati male e non si sono presi cura della prole. Però le spese per i genitori possono essere detratte dalle tasse al 20% fino a un massimo di 4.000 euro all'anno. Se un figlio, ma sono quasi tutte figlie, rinuncia al lavoro per badare alla mamma o al papà, ottiene un contributo statale che può arrivare nei casi gravi fino a 1.600 euro al mese. Si varia di caso in caso calcolando risorse familiari e reddito dei figli. L'assistenza per la terza età, conclude Giardina, è oggetto di critiche. Grazie all'assicurazione di invalidità sono sorte ovunque case di riposo, ma il loro livello non sempre è quello desiderato. I controlli, denuncia lo Spiegel, sono superficiali, si moltiplicano i casi di abuso. Armin Rieger dirige un Heim ad Augsburg e ha ricevuto il voto 1, il massimo per l'anno 2012, ma, dichiara onestamente, l'anno prima avevo ottenuto un misero 3,6 e nel frattempo non ho eseguito alcuna modifica. I giudizi sono casuali, ottengono l'1 anche Heim, dove gli anziani vengono trattati in modo inumano. Questo per essere un pochino più chiari anche sulle pensioni, ma il dato più interessante per i pensionati italiani è che, come in Francia, i pensionati tedeschi pagano molte meno tasse. Fra detrazioni e sconti, in media, i pensionati tedeschi versano 1/3 o 1/4 rispetto a quello che versano in tasse i pensionati italiani, quali pagano in vita i contributi, pagano anche da pensionati le tasse. In Germania ne pagano 1/3 o 1/4 rispetto ai pensionati italiani. Dato interessante o no? Mentre Libero mette in prima pagina, a proposito di pensioni, i vitalizi milionari dei ministri tassatori. Ci hanno stangato, ora pappano. Da Pandolfi a Longo, da Formica a Giuliano Amato, da Del Turco a Fantozzi, Reviglio e Visco, gli sbalorditivi squilibri tra versamenti e assegno percepito degli ex ministri dell'economia. È il punto di Franco Bechis. I ministri tassatori hanno già intascato più di 7 milioni di euro. Chi è passato dal Ministero dell'Economia ha realizzato guadagni super rispetto ai contributi versati. L'ex democristiano Pandolfi ha guadagnato 1.200.000, Formica 1 milione, così come Francesco Forte, Del Turco 325.000 e poi Amato, Visco, eccetera. Pietro Longo, avendo avuto alcune vicissitudini giudiziarie passate in giudicato, in base alle nuove regole rischia la revoca del vitalizio alla soglia del 1 milione guadagnato, scrive Franco Bechis. Il commento di Maurizio Belpietro su un altro beneficiato, diciamo così, Occhetto, che piange, senza i nostri soldi dice che non vive, ma ai cittadini chi ci pensa, scrive il direttore di Libero. Achille Occhetto, l'uomo che cambiò nome al PC trasformandolo in PDS, riconosce che il sistema dei vitalizi ai parlamentari potrebbe essere sbagliato, ma poi aggiunge che alla soglia degli 80 anni senza il vitalizio non saprebbe come vivere. C'è da capire il dramma dell'ultimo segretario del PC, scrive il direttore di Libero. Per tutta la vita è stato in Parlamento nei paraggi di Botteghe Oscure. Il suo stipendio, tra virgolette, se lo è guadagnato lì. Non ha altra pensione se non quella che gli viene liquidata dalla Camera dei Deputati. Peccato che, al pari di molti altri della casta di destra o di sinistra, sia lui che la moglie, anche lei ex onorevole, in pochi anni abbiano già ricevuto molto di più di quanto abbiano versato con i loro contributi. Le lacrime dei deputati non commuovono, scrive Belpietro. Prima di lamentarsi, il fondatore del PDS pensi ai tanti italiani che si leccano le ferite per la riforma Fornero. È inaccettabile che le stesse persone che hanno tagliato le pensioni dei cittadini tengano in piedi il sistema dei vitalizi. Occhetto ha passato in Parlamento 6 legislature, possibile che non si sia accorto dell'ingiustizia di una legge che ingrassa la casta a spese nostre?
E sempre da Libero in prima pagina, Renzi prende in giro i pensionati derubati, è l'articolo di Mario Giordano, restituisce solo 2 dei 18 miliardi trattenuti e lo chiama bonus. E ancora dalla prima pagina di Libero, interrogatori a Modena, altri sindaci del Partito Democratico nell'inchiesta sugli appalti della cooperativa CPL Concordia. Per chiudere la prima pagina invece Gianluigi Paragone sull'Europa che getta la maschera, i profughi se li tiene l'Italia, è durato poco il bluff del governo, anche Parigi e Madrid dicono di no. Mauro Zanoni invece si occupa, sempre su Libero, dello sciopero in Francia, della scuola, meno latino, più Islam, la riforma della scuola fa arrabbiare i francesi, oggi sciopero. Oltre alla questione dei ministri tassatori che hanno già intascato svariati milioni e oltre alla mancia di Renzi che fa fessi i pensionati e protegge i papponi, agli scippati della Fornero lo Stato deve 18 miliardi ma il Premier concede un contentino di 2 perché non ci sono risorse, scrive Mario Giordano. Però per i mensili d'oro degli onorevoli i soldi si trovano e come. È ora di ribellarsi. Segue l'intervista ad Achille Occhetto di Elisa Calessi. Tengo famiglia, ho bisogno di 5.860 euro al mese. La vignetta di Occhetto che raffigura Occhetto in prima pagina. Occhetto piange miseria, il vitalizio mi serve, devo mantenere i figli. L'ex segretario del PC non molla i suoi 5.860 euro al mese. Del resto non si vede perché dovrebbe mollarli. Potrei anche rinunciare ai soldi, ma così finirei in povertà, dice Occhetto. I miei ragazzi sono disoccupati e io non sono certo ricco. Mentre col tesoretto è stato tirato un pacco ai pensionati, scrive ancora Fausto Cariotti, sempre su Libero. L'ennesimo bluff di Renzi sulle mancate rivalutazioni degli assegni. 3,7 milioni di persone riceveranno 500 euro mediamente. Si tratta dell'11% della somma dovuta. Con lo sguardo alle elezioni, Renzi se lo rivende come bonus Poletti. Se prendi 1.700 euro lordi di pensione, il bonus sarà di 750 euro. Se arrivi a 2.200 ne avrai 450. Peccato che te ne spettavano rispettivamente 4.300 e 5.000. A pagina 8 invece Giacomo Amadori si occupa, come dicevamo, dell'inchiesta sulla CPL Concordia. Spuntano altri sindaci del Partito Democratico. Nuove rivelazioni dagli interrogatori di Francesco Simone, uno dei principali indagati. I magistrati ora indagano sui lavori per l'illuminazione pubblica a Fiumicino, dove è sindaco l'ex consigliere regionale laziale Esterino Montino, ex capogruppo in Regione Lazio del PD. I magistrati stanno indagando su città a guida Dem, a guida PD. Sul libro paga della CPL anche uno 007. Vincenzo De Luca è citato nell'articolo di Giacomo Amadori. Nell'inchiesta sulla CPL Concordia gli inquirenti indagano sugli appalti per l'illuminazione pubblica, in particolare quelli di Salerno, dove è stato sindaco appunto il candidato alla presidenza della campagna per il PD De Luca, e Fiumicino. È uno dei temi affrontati nell'ultimo interrogatorio di Franco Simone. E sempre da Libero, pagina 10, Salvini attacca Berlusconi. Mi prendo il centrodestra, dice il leader della Lega, saremo il primo partito dell'opposizione. Non voglio parlare male di Silvio, ma basta alleanze con Alfano. Dei migranti l'Europa se ne frega, ha detto Salvini. Francia, Germania e Inghilterra hanno già detto che non ne vogliono sapere. Il problema rimane solo italiano. Svegliamoci prima che troppi terroristi arrivino in casa nostra. Mentre Mauro Zanon, come abbiamo già accennato, si occupa dei sindacati e dei docenti in piazza in Francia. Meno latino, più Islam, la riforma indigna Parigi. Hollande e la sua ministra Vallaud Belkacem, origini marocchine, vogliono cambiare la scuola, ma hanno tutti contro. Oggi sciopero. A proposito invece di terrorismo, Bosnia, filiera del terrore, l'ISIS, lo Stato islamico, punta all'Adriatico, fanatismo, povertà e il retaggio della guerra, così Sarajevo è diventata il centro di reclutamento del jihad. Partono a centinaia, tra cui l'italiano Bilal Bosnic. E sempre da Libero, per chiudere, andiamo a dare un'occhiata anche alla pagina delle cronache. Patente tolta 2 volte, ma il pirata guidava ancora. Ha ucciso la madre di 2 gemellini. L'azzeramento dei punti non lo ha fermato. Trovata anche ecstasy nel suo sangue. Al giudice dice: penso a quella ragazza. Tania Valguarnera, 29 anni, investita mentre andava a lavorare a Palermo, nella centralissima via
libertà. Lasciamo libero e andiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano apre con una duplice questione: imbrogliano i disoccupati, solo una mancia ai pensionati, rimborsi imposti dalla Corte Costituzionale spacciati come bonus Poletti, poche centinaia di euro a chi ne aspettava migliaia, e tolgono 1 miliardo al Jobs Act per la cassa in deroga che volevano abolire. Ma c'è un altro titolo a centropagina sul Fatto Quotidiano: scene da un patrimonio, da Castel Sant'Angelo a Pompei, Italia affittasi per 2 spiccioli, suolo pubblico di pregio svenduto per fare cassa. A Roma gli stand per il passaggio della 1000 miglia pagati 2.300 euro al giorno, aperitivi archeologici tra stadio di Domiziano e basiliche a prezzi stracciati, per una cena all'anfiteatro Campano vale 20.000 euro, per una serata al Tempio di Segesta ne bastano 5.000, che non è detto che insomma sia un male, perché visto che vanno tutte in rovina ste robe, almeno fruttano, no? Pagherete caro, pagherete tutto, è il titolo del pezzo di commento, l'editoriale del direttore Marco Travaglio. Il premier e segretario del partito di governo occupa di domenica pomeriggio il primo canale della TV pubblica per annunciare ciò che il Consiglio dei Ministri deve ancora decidere, senza alcun contraddittorio, in spregio delle regole della par condicio, a 2 settimane dalle elezioni, e promettendo soldi a 4 milioni di elettori pensionati, esattamente come aveva fatto alla vigilia del trionfo elettorale alle europee dello scorso anno con l'annuncio degli 80 euro. Intanto, scrive Travaglio, la sua ministra favorita, Boschi, trova il modo di comparire nelle dirette TV e nei servizi sulla finale degli internazionali di tennis al Foro Italico nelle vesti di premiatrice del vincitore Djokovic. Manco fosse la duchessa di Kent a Wimbledon o Miss Maglietta Bagnata al traguardo della Milano-Sanremo. Detta così, scrive Travaglio, senza i nomi, pare una cronaca di ordinario regimetto berlusconiano, con i verbi al passato, e invece i verbi vanno coniugati al presente. I nomi sono quelli di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi. Delle loro performance si occupa oggi il Fatto Quotidiano. Ma c'è anche una questione di merito, e cioè la disinvolta soluzione escogitata dal Premier per aggirare, con l'aria di rispettarla, la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge Fornero che bloccava l'indicizzazione delle pensioni superiori a 3 volte il minimo. Una mancetta al massimo di 750 euro che dovrebbe essere scucita in agosto ad alcuni dei pensionati rapinati. Renzi avrebbe voluto temporeggiare ancora, ma il ministro Padoan lo ha spinto ad annunciare subito una non soluzione per tener buona l'Europa, che vuol sapere come il governo pensa di uscire dal vicolo cieco in cui non la Corte Costituzionale, ma il governo Monti e i partiti che lo sostenevano ha cacciato l'Italia. Nel suo ormai conclamato analfabetismo costituzionale, il governo considera, scrive Travaglio, la sentenza della Corte poco più di un suggerimento, di un consiglio amichevole, su cui aprire una trattativa e trovare un'intesa a metà strada. Ma le cose stanno molto diversamente. Quando la Consulta dichiara incostituzionale una legge, questa cessa immediatamente di esistere ed è come se non fosse mai stata in vigore. Dunque non c'è nulla da mediare, nulla da trattare, nulla da interpretare. La legge Fornero non esiste e tutti i pensionati che ne hanno subito le conseguenze devono essere risarciti per i soldi perduti fin qui e per il futuro devono riavere le loro pensioni con i necessari adeguamenti al costo della vita. Il che non vuol dire, prosegue Travaglio, che il governo non possa per il futuro approvare una nuova legge sulle pensioni, per esempio mettendo un tetto a quelle d'oro, a cominciare dagli assegni sproporzionati rispetto ai contributi versati, senza toccare dunque i diritti acquisiti. Nel 2008, per esempio, Prodi bloccò le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo. Quella decisione passò indenne il vaglio di costituzionalità della Consulta perché quella norma, diversamente dalla Fornero, garantiva l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento previdenziale, limitandosi a colpire gli assegni di importo piuttosto elevato e con margini di resistenza all'erosione dell'inflazione. Ora, il PD di Renzi, come ricordano Di Maio e la Meloni, ha bocciato a suo tempo le proposte di Fratelli d'Italia e 5 Stelle per tagliare le pensioni a chi percepisce molto più di quanto aveva versato,
Quindi dovrebbe fare mea culpa anziché prendersela con chi c'era prima. È vero che Renzi non è mai stato in Parlamento, nemmeno oggi, e non ha mai votato la fiducia a governi precedenti, ma intanto non era un passante, era il leader dell'opposizione interna al PD. Quando la BCE impose all'Italia quelle politiche ingiuste e giugulatorie con la famosa lettera dell'estate 2011 concordata con Berlusconi, attuata da Monti, Renzi elogiò sia la lettera della BCE sia l'azione di Monti e Fornero. Quasi tutti i ministri e sottosegretari del suo governo e i parlamentari della sua maggioranza votarono la legge incostituzionale delle pensioni. L'obiezione è nota. La sentenza apre una voragine di 17 miliardi nei conti pubblici, non possono rimborsare tutti i pensionati. Ma è falso, è la legge Fornero che apre la voragine e ora sappiamo che la legge Fornero non è mai esistita, cioè quella parte lì per la verità. Dunque le chiacchiere stanno a zero, conclude Travaglio. Se non si può restituire subito tutto il maltolto a tutti, non si possono dividere i pensionati fra scippati di serie A e di serie B. Altrimenti chi lo fa espone la finanza pubblica al rischio di un'altra bocciatura e un altro mega buco. L'unica strada, indicare un percorso graduale, magari scaglionato in mesi o anni, che però alla fine restituisca tutto il dovuto a chiunque ne abbia diritto. Con quali soldi? Una nuova spending review, oltre a quella che doveva assicurare risparmi per 10-15 miliardi, per evitare altri aumenti dell'IVA, ma di cui si sono perse le tracce. Scusi, lei per favore, mi spiace, sono in ritardo. Velocissimo, perché pensa che 5 milioni di italiani affidano la protezione sanitaria a Unisalute? Non so perché. Unisalute è il numero 1 nell'assicurazione salute e è del gruppo Unipol. Ah, allora quando c'è Unisalute c'è tutto. Signor Catalan, ecco il suo nuovo climatizzatore. Allora, il sopralluogo è incluso? Sì. Progettazione? Sì. Installazione? Sì. Estensione della garanzia fino a 5 anni? Sì. E allora brindiamo! Champagnino? Sì, stai fresco. Scegli il climatizzatore ad alta efficienza di Enel Energia. Con la comodità del servizio chiave in mano. Fa tutto Enel Energia. Chiama l'800 900 860. Enel Energia per il mercato libero. Offerta valida fino al 36/2015 e condizionata all'esistenza o adesione a un contratto luce o gas con Enel Energia. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Prima di andare alle altre notizie e articoli del Fatto Quotidiano, intanto una prima pagina dell'agenzia ANSA che si apre con l''ndrangheta dietro presunte combine di partite di calcio. Di nuovo terremoto nel mondo del calcio, stavolta in Lega Pro e Serie D. La polizia sta eseguendo decine di fermi in tutta Italia nell'ambito di una nuova inchiesta sul calcio scommesse nei confronti di calciatori, dirigenti, presidenti di club. L'inchiesta è coordinata dall'antimafia di Catanzaro e dallo SCO della Polizia di Roma. L'accusa è associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. 50 i fermi, oltre 70 gli indagati, 30 le squadre coinvolte, poliziotti del servizio centrale operativo e della squadra mobile operanti nelle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Bari, Napoli, Milano, Salerno, Avellino, Benevento, L'Aquila, Ascoli, Monza, Vicenza, Rimini, Forlì, Ravenna, Cesena, Livorno, Pisa, Genova e Savona. Ad alcuni indagati contestate le aggravanti mafiose e transnazionali. L'inchiesta nasce da intercettazioni di Pietro Iannazzo, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di Lamezia Terme, arrestato giovedì. Quella degli Iannazzo è una cosca di elite della mafia imprenditrice, dedita agli affari, ma anche capace di scatenare una guerra con altre consorterie per il predominio sul territorio. Nel corso dell'operazione sono state una quarantina le persone arrestate, tra le quali alcuni imprenditori, la settimana scorsa. Adesso il capitolo calcio per la Lega Pro e la Serie D. Mentre è stato revocato lo sciopero di medici e pediatri, oggi gli studi sono aperti. Firmato l'accordo ieri in serata, i pazienti prima di tutto, dice la ministra della Salute Lorenzin. Ma torniamo al quotidiano, al Fatto Quotidiano. A pagina 2 c'è l'articolo di Marco Palombi. Un furto chiamato bonus, il governo restituirà ai pensionati solo le briciole dei soldi che Monti gli aveva tolto illegalmente. Nessuno perde niente, dice Padoan, ma sarà sommerso dai ricorsi. E intanto Renzi esonda in TV, viola la par condicio. Nei TG in campagna elettorale lui e il governo da soli hanno più spazio di tutta l'opposizione insieme.
Domenica è stato ospite da Giletti a L'Arena. Oggi lo attende Bruno Vespa nel suo salotto. Movimento 5 Stelle e Forza Italia annunciano ricorsi all'AGCOM, Autorità per le Comunicazioni. Tra l'altro Renzi è sempre da solo, sostanzialmente, non ha mai contraddittori, se fate caso. I fondi del Jobs Act invece sono stati spostati alla vecchia cassa in deroga. Palazzo Chigi preleva 1 miliardo dal fondo ad hoc istituito dalla legge di stabilità. Della riforma del lavoro per ora resta soltanto l'abolizione dell'articolo 18. E a pagina 4 del Fatto Quotidiano c'è invece una evoluzione del cetto la qualunque che tutti conoscono. Sedie in faccia e limousine, qualunquemente bevi l'acqua, titola il Fatto. Le gesta di un candidato sindaco a Cerignola. In 7.000 in piazza per il cosiddetto cetto del tavoliere. Io il ribellione, si è ribattezzato Gerardo Bevilacqua. Sarei di sinistra perché la sinistra è rossa come il sangue di Gesù. Sono alfabeta, per sopravvivere ho rubato. Gira in fuoriserie il candidato Gerardo Bevilacqua, una faccia, un programma a dire il vero. Basta guardare le fotografie. Gerardo Bevilacqua sindaco. While you no same come vou, tutti insieme ciao puteim fall. Scusate la pronuncia pugliese, pessima ovviamente, ma questo è lo slogan sul santino, sul manifesto elettorale del cetto Bevilacqua, del cetto Bevilacqua del tavoliere. Il cetto la qualunque. La sedietà deriva da sedia e un cartello spera che tornerà di moda. La sedietà è un pilastro del programma elettorale di Gerardo Bevilacqua da Cerignola. È stato soprannominato il cetto la qualunque del tavoliere, ma è molto oltre. È reale e supera perfino il nominato, nel senso del Porcellum, Antonio Razzi. In un video, diventato virale come si dice oggi, Bevilacqua prende prima a schiaffi e poi a sediate un suo assistente dentro un ristorante. Ho incaricato lui dell'organizzazione della serata con un menù da 15 euro a persona. I soldi se li ha messi in tasca lui, la gente non ha mangiato niente e ha aspettato che arrivasse la cena. Segue tutto il resto, il trionfo ai comizi, eccetera, eccetera. Mentre il sottosegretario alfaniano Giuseppe Castiglione inaugura la caserma, ma è senza luce. A Bronte il sottosegretario taglia il nastro insieme al suocero che è il sindaco uscente, ma l'edificio per i carabinieri è ancora vuoto. Lì il nuovo centrodestra in quelle zone lì ha il 40%, anche perché sono arrivati un sacco di fondi per i migranti. E il famoso Cara di Mineo era stato gestito in primis da questo signore, il sottosegretario Castiglione. Mentre il candidato del PD in campagna De Luca corre contro la Severino, dalla nuova giunta alla prima seduta del Consiglio regionale, se vince non ha un minuto da perdere, perché poi arriverà lo stop, sempre che Renzi non gli cambi la legge. Severino a suo favore di De Luca. Tra la sera in cui si saprà l'esito delle elezioni e la proclamazione passeranno diversi giorni. In quelli il governatore condannato non potrà essere sospeso. Appena ufficializzato, convocherà i consiglieri regionali con gli assessori già in tasca, compreso il suo vice, e intanto Renzi dovrà firmare la sospensione di De Luca se vince. A pagina 7 invece del Fatto Quotidiano c'è una questione curiosa dalla RAI. Leonardo Metalli, inviato del TG1, è stato sospeso per 2 giorni dal lavoro e dallo stipendio perché ha espresso perplessità sulla faccenda di 8 bar aziendali delle sedi RAI di Roma, finiti nelle mani di un imprenditore calabrese arrestato a dicembre nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale. E sempre dal Fatto Quotidiano, per 4 soldi t'affitto i grandi capolavori dell'arte, da Roma a Pompei, piazze e monumenti concessi a privati a prezzi di saldo, ma anche l'articolo a pagina 10, firmato da Carlo Di Foggia, su una truffa a Société Générale. I vertici sapevano tutto. Société Générale è anche la banca che adesso entrerà nel Monte dei Paschi di Siena, per cui la faccenda si fa interessante. Clamorosa rivelazione del capo degli investigatori al sito francese Mediapart. Il buco da 4,9 miliardi al colosso francese fu scaricato su un trader, il buco sui derivati. Nel 2008 il caso, la poliziotta parla di indagini pilotate dalla società. La banca, Société Générale, ha addossato la colpa all'ex dipendente Jérôme Kerviel, condannato nel 2014, ma i vertici
Sapevano tutto, è la clamorosa rivelazione del capo degli investigatori. Non c'era bisogno, o meglio, c'è stato bisogno del capo espiatorio, ma i vertici sapevano di Société Générale. Intanto, a proposito di vertici, l'ANAS non cambia. Il nuovo numero 1 dell'ANAS è Gianni Armani. Senza saper nulla di strada è diventato il capo. L'ex manager di Terna è nuovo presidente e amministratore delegato. Festeggiano i fedelissimi dell'ex numero 1 Pietro Ciucci, che lascia dopo 9 anni di regno. Nessun aumento di posti nel consiglio di amministrazione. Il giornale apre la sua prima pagina con 50 centesimi di mancia, la truffa di Renzi sulle pensioni. Il Premier ci prende in giro, una rivalutazione da 15 euro al mese e sui rimborsi è ufficiale la fregatura. Proseguono le inchieste del giornale. Guido Rossi, ex presidente della Consob, 570 ed ex parlamentare nel Partito Comunista, 578.000 euro per un solo giro al Senato. Mentre, sempre dalla prima pagina, accogliamo gli islamici in casa, anzi in salone, è il titolo del pezzo di Vittorio Feltri sull'Arabia Saudita, regina della Fiera del Libro a Torino l'anno prossimo. Gli islamici non ci bastano mai. Abbiamo aperto le porte ai petrolieri, ai quali vendiamo banche, fabbriche, le poche rimaste, palazzi e società sportive. Piazza Duomo a Milano si riempie di uomini che pregano Allah a glutei per aria, e tra l'altro ieri con l'avallo del cardinale. Interi quartieri delle nostre città sono stati invasi da gente che frequenta moschee e si serve in macellerie illegali specializzate nello sgozzamento crudele degli animali. Per quieto vivere lasciamo fare, tra poco legalizzeremo la poligamia. Ci sono parroci e addirittura vescovi impegnati nell'esegesi del Corano, tanto per gradire, e se il crocifisso irrita i musulmani, togliamolo dalle pareti. Che sarà mai? Consentiamo che la civiltà occidentale venga inquinata per dovere di ospitalità. Rinunciamo pure alla nostra identità. Non sappiamo che farcene in un mondo dove si predica l'integrazione, a senso unico. Presto adotteremo il caffettano firmato da uno stilista. In attesa di una sfilata che reclamizzi l'abbigliamento medio orientale, il Salone del Libro di Torino si inchina alla moda, in omaggio all'ISIS, presumo, e spalanca i battenti all'Arabia Saudita col pretesto di studiarne la cultura, i fermenti letterari, i costumi editoriali. L'anno prossimo, la tradizionale manifestazione libraria vedrà al centro le avanguardie intellettuali di Riyadh, ammesso che esistano. L'annuncio è stato dato a Torino dagli organizzatori del salone stesso e riportato dalla stampa. Nell'apprendere la notizia abbiamo avuto le traveggole, poi i brividi, poi abbiamo riso amaramente. Sono centinaia le nazioni interessanti sotto il profilo culturale e delle iniziative editoriali e noi, anziché sceglierne una a caso, nella certezza di non sbagliare, dato che è stimolante scoprire cosa bolle nella pentola internazionale del sapere, abbiamo selezionato l'Arabia Saudita, un luogo dove i libri sono considerati il veleno dell'anima, tutti tranne uno, il Corano, che non solo è un testo sacro, ma legge dello Stato, in base alla quale le pari opportunità, come diciamo noi, sono parificate alle bestemmie, cioè reati. Invitare questo paese, che costringe i cittadini a vivere da trogloditi, è inspiegabile. Non pensiamo che i curatori della rassegna siano talmente ingenui da non essersi posti il problema che i sauditi finanziano tra l'altro i terroristi e alimentano il fondamentalismo. Forse gli intelligentoni torinesi sono stati indotti a convocarli per compiacere a qualche papavero politico, ansioso di far pappa e ciccia con le autorità saudite per fare buoni affari. È un sospetto, sta di fatto che il direttore del salone, Ernesto Ferrero, tutt'altro che sprovveduto, non è l'autore della balorda iniziativa. Lascia intendere che altri ne sono i promotori. Chi? Il nome dell'assassino non è venuto fuori, ma non tarderemo a risolvere il giallo. Angelo Pezzana, fondatore del Salone, è rimasto basito. I suoi commenti ironici, più che stupore, rivelano disgusto. In sostanza ha detto: ottima l'idea di stendere tappeti rossi all'Arabia. Finalmente tutti potranno constatare come sia prezioso il codice civile di quel paese. Giova ricordare che Angelo Pezzana da decenni si batte per i diritti civili di qualsiasi tipo ed è al corrente del clima tetro e violento creato dai sauditi, i quali considerano le donne fattrici,
non permettono loro neanche di guidare l'automobile, soffocano ogni libertà e non solo quella religiosa, cose risapute. Il che rende più grave, conclude Vittorio Feltri, la decisione infausta delle eminenze grigie della Kermesse piemontese. Eppure siamo curiosi di verificare quali prodotti culturali gli illustri ospiti di Torino l'anno prossimo proporranno ai visitatori. Un manuale per tagliare abilmente la testa agli infedeli? Un saggio sulle tecniche di sterminio rapido dei cristiani? Come bruciare la nonna eretica senza fare fumo? Un trattato sull'inferiorità femminile? Una guida alla conoscenza del califfo pensiero? Fiduciosi, aspettiamo spiegazioni da parte dei geni che ci portano in casa altri musulmani, come se non fossero sufficienti quelli che già abbiamo. Sia chiaro, a noi della Mecca non importa nulla, conclude Vittorio Feltri. Sempre dal giornale, poi alle pagine 2 e 3, la questione pensioni. Renzi esulta, ma è una mancia da 50 centesimi al giorno. Nel decreto legge sulla rivalutazione degli assegni dal 2016 è previsto un aumento definitivo da 15 euro ogni mese per chi prende 3 volte il minimo. I soldi arrivano da tesoretto e taglia ai ministeri. La scappatoia del governo per aggirare la Corte Costituzionale. Prosegue poi l'inchiesta del giornale sui papponi, sostanzialmente al Senato. Il giurista ex presidente della Consob e di Telecom, Guido Rossi, senatore per una sola legislatura con Sinistra Indipendente, gli tocca il vitalizio che causa un buco previdenziale monstre alle casse pubbliche. Ed è in buona compagnia. L'aristocrazia finanziaria italiana e i professori non hanno mai disdegnato le aule, dal banchiere Guzzetti all'ex ministro Reviglio, dall'ex rettore Secchi al sociologo Arlacchi, tutti quelli che alimentano lo sbilancio. E sempre dal giornale andiamo rapidamente, il tempo scorre rapido. Il pubblico ministero Nordio agita i colleghi magistrati. Niente multe, piuttosto vadano via i pubblici ministeri scarsi, dice il procuratore di Venezia, che critica la scelta del governo sulla responsabilità civile. È inutile perché paga l'assicurazione, dice Nordio. Già partito il primo ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge sulla responsabilità civile. E poi sempre dal primo piano del giornale, ma che morto, il capitalismo di relazione prospera, per Renzi è finito il capitalismo di relazione, lo aveva detto il Premier l'altra settimana, ma dalle nomine del nuovo consiglio di amministrazione di Inuit rispuntano i soliti intrecci, poltrone per ex ministri e figli di. 20 giorni fa, in Piazza Affari, Renzi era stato netto, aveva intonato il requiem per il capitalismo di relazioni all'italiana, poi vai a vedere quel che è successo nel weekend in Inuit, la società delle torri di Telecom Italia, e ti rendi conto che il sistema è più vivo che mai. Si dà il caso che l'assemblea della società privata in corsa per essere quotata in borsa abbia esteso da 3 a 11 i componenti del CDA, nominando renziani di ferro, figli di mammà ed ex ministri pluripoltronati. Tra i nuovi nomi quello di Umberto Tombari, avvocato di Grosseto, più che inserito all'interno del Giglio Magico, socio dello studio legale fiorentino Tombari Corsi, D'Angelo e Associati, ordinario di diritto commerciale a Firenze, è il giurista che ha svezzato Maria Elena Boschi. Il ministro per le riforme ha lavorato presso lo studio di Tombari, il quale tra l'altro è presidente della Cassa di risparmio di Firenze, azionista di Intesa San Paolo col 3,3%, e che ospita nel suo CDA l'altro fedelissimo renziano Marco Carrai. Senza contare che l'avvocato professore Tombari siede pure nel CDA della casa di moda Salvatore Ferragamo, storico quartier generale a Firenze, e in quello di Prelios SGR, dell'omonimo gruppo immobiliare. Tombari è accreditato di ottimi rapporti con Anna Genovese, altra prof di diritto commerciale nominata un anno fa commissario Consob. In Inuit, la società a cui Telecom ha conferito 11.500 torri e tralicci, i nomi che danno nell'occhio sono anche altri. C'è per esempio Pier Giorgio Peluso, direttore finanziario di Telecom, già manager in Capitalia, Unicredit, Fondiaria SAI. Peluso, lambito dall'inchiesta per il crack Fonsai Ligresti, è il figlio dell'ex ministra dell'Interno Cancellieri, titolare del Viminale all'epoca di Mario Monti e al vertice della giustizia con Enrico Letta.
E ancora, tra i nuovi nominativi per il consiglio di amministrazione di INWIT, Francesco Profumo, altra vecchia conoscenza del governo Monti, ministro dell'istruzione. Finita l'esperienza governativa, Profumo ha saputo reimmettersi immediatamente in circolo e oggi è anche presidente dell'ex municipalizzata Iren, controllata dai comuni di Torino e Genova. Ora entra nel consiglio di amministrazione della Società delle Torri di Telecom Italia. Niente male sto giro di nomina. Intanto Gianni Calessin scrive sempre sul giornale: Francia e Spagna ci abbandonano e ci scaricano la quota migranti. Soltanto Alfano e Mogherini credevano alla equa spartizione tra paesi europei. Tutti si sfilano e i rifugiati arrivano da noi. Infine lasciamo il giornale con la pagina economica. Se il Fatto Quotidiano, come dicevamo, ci dà notizia della truffa a Société Générale, i vertici sapevano tutti, il giornale si occupa di un'altra banca in crisi, Monte dei Paschi di Siena, che guarderebbe, oltre che alla Société Générale, anche all'Agricole in Francia. Con l'aumento a sconto si scommette sulla scalata e i francesi hanno le risorse. Giovedì il Consiglio per il prezzo, lunedì il via all'operazione. Lasciamo il giornale, andiamo a dare un'occhiata anche al manifesto. Mini rimborso ad agosto e porta spalancata ai ricorsi, titola il quotidiano comunista sulla questione delle pensioni, col commento di Alfonso Gianni, che se non sbaglio fu sottosegretario per Rifondazione Comunista in uno dei governi Prodi. La scarpa sinistra di Renzi è il commento sulle pensioni. Sulle orme di Berlusconi il grande comunicatore Renzi ha deciso di lanciare il messaggio elettorale dagli studi TV di un popolare contenitore domenicale dal titolo gladiatorio, l'Arena. Renzi spera di volgere a suo vantaggio la sentenza della Corte sulle pensioni. Cerca di farlo risparmiando ben 16 miliardi. Stabilisce quindi arbitrariamente che il governo sanerà la ferita con 500 euro soli in media per 3.700.000 pensionati, il cui trattamento sia inferiore a 3.000 euro mensili lordi. Il metodo non è nuovo, risale ad Achille Lauro, scrive Alfonso Gianni. La scarpa sinistra prima del voto, quella destra dopo. Solo che qui la seconda scarpa non si vede. L'erogazione è una tantum, cosicché le perdite per molti pensionati sono consistenti. La solerte CGA di Mestre calcola che per la classe di importo da 1.500, cioè poco più delle 3 volte il minimo, euro lordi fino a 1.750, dove si collocano 1.260.000 pensionati, la perdita sarebbe di ben 2.000 euro, destinata a crescere per le classi di pensioni superiori. A questo gioco di prestigio, il Presidente del Consiglio accompagna qualche lacrima di coccodrillo sui giovani, utilizzando la vecchia tattica della guerra tra poveri. I 2 miliardi di spesa, così prevista, assorbirebbero il cosiddetto tesoretto di 1,6 miliardi, cioè la differenza fra deficit tendenziale e programmato. Ma, ahimè, la crudele Corte Costituzionale toglierebbe ai giovani per restituire ai vecchi, mettendo oltretutto le casse pubbliche in difficoltà. Straordinaria montatura, scrive Alfonso Gianni sul manifesto, che ogni volta viene riproposta, malgrado le cifre dimostrino il contrario. Come ci spiega in ogni annuale rapporto sullo Stato sociale il professor Pizzuti, secondo gli ultimi dati disponibili del 2013, il saldo fra entrate contributive del sistema pubblico e prestazioni previdenziali è di 21 miliardi, con i quali quindi il primo aiuta il bilancio pubblico. La realtà è che la riforma Fornero non è solo un disastro, ma un buco senza fondo. Nessuno dimentichi l'irrisolto dramma degli esodati, ma tutto questo ha una causa di fondo, il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, che ha spezzato il patto generazionale tra giovani e anziani, occupati e pensionati, operato per giunta in una fase calante dell'occupazione, aggravata dalla crisi economica. Così Alfonso Gianni sul manifesto. Per i sindacati il governo offende i pensionati e i manager annunciano una forte opposizione al decreto Renzi. E vediamo di dare un'occhiata adesso anche al Foglio. Il Foglio, che all'inserto, pagina 1, ha un articolo di Daniele Raineri sulle notizie da Ramadi per Obama. Il Pentagono dice che lo Stato islamico è sulla difensiva, ma il gruppo estremista se ne infischia di bombe e sforzi internazionali e conquista una città capitale, Ramadi, che è finita nelle mani dello Stato islamico. Sui barconi invece abbiamo un mare di guai, è il titolo del primo degli editoriali del Foglio.
il no del premier francese Valls sui rifugiati e i timori di chi a Roma aveva già cantato vittoria, e invece siamo in un mare di guai. Senza la Francia, il piano per la ripartizione obbligatoria e solidaristica dei rifugiati tra i paesi europei annunciato dalla Commissione Juncker non verrà mai approvato dai capi di governo, gli unici titolati a farlo. Si potranno avere intese al ribasso per salvare le apparenze, scrive il Foglio. Potrà andare avanti la missione, magari militare al largo delle coste libiche, approvata ieri, in attesa dell'avallo dell'ONU. Ma dopo la precisazione del premier francese Valls sulla questione delle quote, l'iniziativa farà la fine di molte altre proposte di Bruxelles, che si confermerà sede ideale per occuparsi dei decimali del PIL, ma non per vere politiche comuni europee. La Francia dovrebbe essere il secondo paese europeo a prendersi più migranti dopo la Germania e prima dell'Italia. Parigi era stata con Spagna, Grecia e Malta a fianco di Roma nel chiedere il ribaltamento della linea europea sull'immigrazione sancita dal Trattato di Dublino. Non più accoglienza nel paese d'arrivo, ma distribuzione fra gli stati. E adesso la Francia dice no. E noi abbiamo sui barconi un mare di guai. Mentre spiace dirlo, ma noi siamo con Salvini, titola ancora il Foglio nel secondo degli editoriali. Gli arditi delle uova e un diritto da ripristinare, quello all'opinione contraria. Magari può spiacere dirlo, ma è questo che adesso va detto, con Salvini, senza se e senza ma. E proprio perché, rispetto alle proposte politiche di Salvini, i se possono essere una montagna, i ma un oceano, ancor più intollerabile è la caccia al leader leghista che si è scatenata in Italia. Una cosa che non ha niente a che fare col dissenso, con l'opposizione, con la dialettica, squadracce variamente nobilitate, in perenne transumanza all'inseguimento di ogni comizio di Salvini. L'atto di prepotenza estrema che mira a confiscare con la violenza il diritto a un leader politico di parlare agli elettori. Di solito, quando non si apprezza un politico, si possono praticare diverse opzioni: non andare ad ascoltarlo, non votarlo al momento delle elezioni, esprimere pacificamente la propria opinione contraria. Superata questa linea, si è nel campo del torto, casomai di un diritto da ripristinare. Vero che, come spiegano molti, questo pare il modo migliore per fargli guadagnare consensi, probabilmente c'è del vero. A forza di vedere uno che dice pure cose sgradevoli, braccato da bande di prepotenti, un filo di simpatia può sbocciare. Ma non è questo il punto, sottolinea il Foglio. Se gli arditi delle uova e dei pomodori, ma anche dei sassi, dei pugni e degli sputi, finiscono col favorire l'uomo nero delle loro paturnie, è un giusto contrappasso. Può essere pochissimo chic riconoscerlo, ma molto meglio la temeraria ascella esposta sui rotocalchi dal capo leghista della quotidiana aggressione a lui e ai suoi elettori. Senza se, senza ma, va difeso il diritto di Salvini e senza contorcimenti mentali come quelli del governatore della Toscana Enrico Rossi, che ha detto che Salvini è un incendiario, uno che provoca, cerca lo scontro, lancia proposte demagogiche e inutilizzabili. A parte, commenta il Foglio, dare indirettamente dei coglioni ai suoi contestatori, una dichiarazione penosa quella di Rossi. Benissimo ha fatto il PD Fiano, condanniamo le aggressioni a Salvini senza esitazione. Renzi almeno ha ritwittato. Meno male. Facciamo anche in tempo adesso, credo, a dare un'occhiata al Sole 24 Ore. Intanto è pronto il piano del governo per la cosiddetta bad bank, per le sofferenze bancarie, riforma della legge fallimentare, riduzione dei tempi di deducibilità e bad bank nel settore del credito. Le intenzioni del governo, mentre sulle dichiarazioni 2015 precompilate arriveranno forse avvisi dal fisco. Attenzione puntata sulla mancanza del numero dei giorni per le detrazioni da lavoro, approfondimenti in calendario per consentire un nuovo invio del precompilato a chi ha già spedito. Su colf e badanti ci sono pure errori, per quanto minimi, scrive il Sole 24 Ore. Insomma, il precompilato va ricompilato. E il 24 Ore peraltro dedica ampio spazio, le prime 5 pagine, al tema delle pensioni, su come si ricalcolano rimborsi e rivalutazioni, commento di Salvatore Padula, i vincoli europei e il realismo necessario. Poi c'è il boom delle esportazioni a marzo, più 9,2% sullo stesso mese del 2014,
e la questione dei rifugiati nel commento di Attilio Geroni. Infine, dal secolo XIX di Genova, niente carcere per i black bloc, ma vivano lontano da Genova. Liberati dai giudici, 4 espulsi, 1 resta in Italia, erano stati fermati per i danni alle auto a Genova, ma indagati anche per gli scontri a Milano del 1° di maggio. Vi segnalo infine su Avvenire, a pagina 7, l'articolo di Stefano Vecchia su gente che ferma i barconi di immigrati. Anche ieri i governi della Thailandia, della Malesia e dell'Indonesia hanno confermato la chiusura delle coste a nuovi sbarchi di boat people, giro di vite contro i viaggi dei boat people. Migliaia di persone di etnia asiatica vengono convinte a migrare da trafficanti senza scrupoli, ma Thailandia, Malesia e Indonesia hanno chiuso le coste ai nuovi sbarchi. Con ciò ci salutiamo. Bertolli presenta